Oggi non potevo non aprire questa trasmissione con questa canzone struggente di questi bambini, di queste persone che non ci sono più, a causa di menti malate. La storia non ha insegnato niente, anche in questo momento quanti bambini stanno morendo, quante persone stanno morendo. I dittatori sono al sicuro nei loro reali palazzi, se non sono da loro sono da altri che li ospitano, perché è una questione di business, di denaro. Però io questa mattina volevo proprio ricordare queste figure, perché queste menti malate non cessano mai di esistere, e penso che un ricordo struggente, non perché è il giorno della memoria, perché è la memoria, dovrebbe essere la memoria di tutti i giorni, per cercare di essere più illuminati e di capire che c'è un solo mondo. Abbiamo una vita anche molto breve, eppure ancora adesso non si capisce. Vi presento subito un illustre ospite. Abbiamo in diretta il professor Lucio De Bortoli, libero ricercatore istresco, perciò capite di cosa sto parlando, di storia culturale e territorio. Allora, professor De Bortoli, sentendo queste parole, vedendo queste immagini, è ancora non riuscire a capire. Io non me ne faccio una ragione, che ci sono persone che negano l'Olocausto, negano la storia, negano le morti, negano quella che è la realtà documentata, come mi spiegava lei, con milioni e milioni di documenti, eppure non basta. Liliana Segre, questa donna illuminata, questa bambina che c'è dentro di lei, che non finirà mai di vivere finché lei ci sarà, però che riesce a superare questi scogli terribili, queste offese, queste minacce, deve girare con la scorta. Ma cosa sta succedendo, professore? O abbiamo delle persone incompetenti, io direi anche ignoranti, che non riescono a trovare la strada. Ignoranti perché ignorano, perché qua bisogna stare anche attenti, che ignoranti vuol dire che ignorano, a trovare la strada giusta, perché poi si arriva alla pace, si deve ricostruire, prima o dopo arriva la pace, per fortuna. Prego, professore. Beh, guardi, il negazionismo purtroppo esiste da qualche decennio, anche se negli ultimi anni ha trovato nuova linfa, diciamo, in una dimensione di complottismi e quant'altro. Il negazionismo è un fenomeno tipico delle società moderne, impostate sui social, per certi versi, che danno fiato a tutta una serie di versioni che poi vengono amplificate in maniera virale, perché poi questo è il punto, no? Ciò che le rende pericolose è il fatto che diventano, è un po' la famosa proposizione di quella formula, no? Di quel famoso ministro tedesco, peraltro nazista. È una menzogna, non importa, tu dilla, vedrai che prima o poi, a forza di parlarne, diventerà la verità, no? Ecco, tutto è cominciato con uno storico inglese, con uno storico francese, Faurisson, e poi con un inglese, David Irving, e da lì, diciamo, non ne siamo usciti. Allora, parlare del negazionismo mi mette anche in difficoltà, perché la mole documentaria, per esempio, presentata da uno storico statunitense di origine ebraica, Raoul Hilberg, ancora, sto parlando di almeno 3 decenni fa, presso edizioni Inaudi, è reperibile anche adesso, è talmente gigantesca che è come discutere del nulla, è come dire che oggi qui a San Biagio di Calata non c'è la nebbia. Come si fa a negare che non ci sia la nebbia? C'è, ne abbiamo fatta esperienza, no? Ma qualcuno magari da Crocetta dice: ah, ma qua non c'è la nebbia, per forza, perché da te non c'è, no? Ma è questa mancanza di attenzione nei confronti del dato oggettivo che preoccupa. Secondo aspetto sul quale vale la pena di porre attenzione, qui c'è anche una responsabilità in qualche misura da parte di tutti noi, in fondo, nel senso che la giornata della memoria, proposta in termini iterativi a volte, no? Un po' passivi, come viene fatto, ci mette di fronte a quel dramma, secondo me, per certi versi cognitivo, che è ricordare i fatti, perché i fatti, insomma, vanno ricordati anche obbligatoriamente, e dimenticare la lezione. Quando si ricordano i fatti in maniera meccanica, da macchinette, no? E si dimentica ciò che essi significano,
si fa un'operazione rituale, sterile e che purtroppo dà fiato ai negazionisti, no? E, come dire, porta coloro che in realtà stanno crescendo, si stanno formando e stanno acquisendo queste informazioni a maturare atteggiamenti non di partecipazione, di attenzione, ma quasi di indifferenza. Eh sì, ma poi chissà se è vero, poi ci fanno fare questa cosa. Io ho insegnato fino all'altro giorno e so di cosa sto parlando. Ci sono dei ragazzi che, vuoi per l'ambiente, vuoi perché sono ancora in formazione, in crescita, maturano in qualche modo anche a volte un fastidio, ma insomma abbiamo fatto le medie ogni anno, eccetera. No? C'è questa ripetizione ossessiva che, se non viene, ripeto, se non viene attuata in modo ragionato, in modo per loro anche produttivo, no? In modo tale da renderli protagonisti, rischia di diventare un po' una sorta di fatto che si subisce perché ci tocca. E di noia, perché ci tocca e di noia. Non va bene, cioè bisogna attivare delle procedure, parlo innanzitutto agli operatori della scuola, ma non solo, che rivitalizzino continuamente in forma attiva queste vicende, no? Che sono accadute, sì, sappiamo, diversi decenni fa, ma guardate che il concetto di tempo in queste cose in realtà è relativo, no? Cos'è il tempo? Certo. Rispetto alla durata della Terra, noi siamo di fronte a frazioni di millesimo di secondo, no? Quindi, e sappiamo che tutto questo, come tra l'altro verifichiamo ogni giorno, si può ripetere in termini quantomeno di massacri, di crimini, no? Come lei diceva giustamente prima, la storia non insegna, la storia, giustamente, paradossalmente, la storia insegna in realtà, è che ha cattivissimi scolari, questo è il punto, e bisognerebbe anche fare uno sforzo in più, e finisco, ogni tanto leggiucchiare qualche libro non sarebbe male. Ecco. Allora, professor De Bortoli, io ho in mente, una sera ho sentito le parole di una partigiana sopravvissuta, Sì. che ha rischiato la sua vita, la sua libertà per salvare altre persone. E lei ha detto una cosa che mi ha colpito tantissimo e che si collega a quello che ha detto lei, professore. Io vado nelle scuole, parlo, racconto la mia storia, ma questi ragazzi non possono capire perché non l'hanno vissuta. Io non riuscirò mai a spiegare quello che io ho provato, quello che ho sentito, perché loro non l'hanno provato. Non c'è dubbio. Perciò la loro intelligenza, la loro apertura anche mentale a queste cose non potrà mai essere vissuta come l'ho vissuta io. Cosa spiego? Posso spiegare quello che è accaduto, ma quello che ho provato, quello che ancora provo nel ricordo, in una foto, in un film, loro non lo potranno mai provare e spero che non lo provano mai. È d'accordo, professore? Sì, sono d'accordo, nel senso che questa è la dimensione del testimone, no? Colui che c'era, che ha visto quel pezzo naturalmente di realtà, che va legato a tutti i pezzi di realtà visti da altri testimoni e che poi viene affidato, ecco perché sono d'accordo, dovrebbe essere affidato alla storia, o meglio agli storici, no? Alla storiografia, e qui bisogna a mio parere prestare un'attenzione, scusi se vado un attimo un po' sul difficilotto, cioè io sono un convinto sostenitore, ma anche parte dell'istituto l'istituto che rappresento, che le politiche memoriali vadano attuate attraverso, come dire, dei metodi di lavoro molto precisi, altrimenti si crea un equivoco, cioè sembra che lo storico racconti la sua storia. Dobbiamo entrare, come dire, far risaltare invece, far emergere, portare in primo piano la documentazione dell'epoca, la testimonianza dell'epoca, i fatti così come sono avvenuti, per far capire appunto ai giovani, come diceva lei, guardate, questa è la realtà. Quando parliamo di partigiani o di testimoni, eccetera, non dobbiamo mai dimenticare che siamo di fronte a 19enni, 20enni, che si sono trovati di fronte a un dramma, una tragedia della storia che noi col senno di poi abbiamo rubricato, no? In questi termini, conoscendo tutto quello che è successo, ma in quel momento, mentre tu a 20 anni stai vivendo quelle vicende, sei dentro la tua realtà, no? E
la assumi, come dire, in termini di dinamiche strette, insomma, non sei consapevole che sei dentro la storia. Successivamente anche il testimone prende atto di essere dentro la storia con il passare degli anni, perché nel frattempo intervengono in lui le conoscenze, i dialoghi con gli altri testimoni e tutto quello che sappiamo, e quindi matura anche lui una interpretazione di fatto. Una consapevolezza. Una consapevolezza che quando è testimone non ha. Quindi sotto questo profilo la signora in questione dice bene, ma vale per chiunque, cioè nel senso che chiunque non sia stato testimone di un fatto, di un evento, di una situazione, non l'ha vissuta come chi invece c'era, questo è evidente. Insomma. Abbiamo Rinaldo da Venezia in linea. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Comunque è una giornata non da ricordare, da attaccarci su e scriverci questo giorno che sei qua. Infatti c'è una nebbia fitta che non ho mai visto, erano anni che non la vedevo, proprio perché qualcuno dall'alto forse dice ricordatevi anche questa nebbia. Mirella, e ricordate soprattutto che anche noi altri italiani che abbiamo partecipato, va bene, facendo leggi razziali, leggi razziali che erano fatte anche gli italiani. Allora cosa potevamo 8 fratelli, a casa mia scondevamo un partigiano. Nel 1943 mio papà con 8 fiori scondevamo un partigiano. E le robe da ricordare, io non mi ricordo, ero piccolo, vabbè, ma voglio dire, quando una persona con 8 fiori a quell'epoca fa un gesto del genere, magari era miele, queste persone aiutava questi partigiani, gli ebrei, bisogna che ci ricordiamo e contargli la storia di fiori, contargli la giusta, non che sia da dire ma perché, per cosa, no, la storia si crea, non si ha rivolta la storia, ma siamo lì a passare, chi che era, anche dopo la guerra, che era passato i momenti dei ricordi, più dei morti, più delle robe, non ti devi di sapere. Rinaldo, devi essere breve perché devo mandare tanti servizi e tanti ospiti, perciò ti ringrazio della telefonata e della riflessione che hai fatto e ti ringrazio per quello che hai detto, ricordando questo uomo, la sensibilità di questo papà, di questo uomo. Grazie veramente Rinaldo, saluto anche Giuliano Varnier, presidente AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Treviso. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui. Allora, una nebbia come non avevamo mai visto, Presidente, forse perché qualcuno si è deciso a farci veramente ricordare, ma nella maniera giusta, perché la memoria, sì la memoria, ma deve essere una memoria corretta, una memoria veramente fatta di storia vera, non che qualcuno si inserisca dentro con una memoria che non esiste, perché questo è successo. Prego Presidente. Si sta fronte, parlando dell'Olocausto, alla più grande tragedia che l'umanità abbia mai visto. Insomma, se noi pensiamo che una società civile abbia potuto concepire una cosa inaudita, insomma, praticamente per l'intero popolo, e non sono stati sterminati soltanto 6 milioni di ebrei, ma pensiamo che gli zingari in proporzione al numero sono stati sterminati in numero ancora maggiore, e poi gli oppositori politici. È stata, credo, una cosa che non ha paragoni nella storia. Noi oggi abbiamo altre tragedie di fronte a noi, mai nessuno è arrivato a quel livello di aberrazione sono arrivati i nazifascisti. Ecco, questo mi pare che vada detto, che vada fissato nella storia e vada insegnato nelle scuole, perché questo non accada più nella storia. Ma Presidente Varnier, cosa dice allora di questa storia incredibile che tutti i giorni assistiamo tra ebrei e palestinesi? Andavano d'accordo, lavoravano assieme. Ecco, cosa è successo secondo lei? E questo sterminio, perché qua si parla di sterminio, abbiamo sentito ieri cosa sta succedendo, qualcuno veramente deve
cercare di fare un passo in avanti, perché non si può assistere a queste morti atroci indipendentemente da una parte o dall'altra. Qui stanno morendo bambini civili che non c'entrano niente con una storia che qualcuno vuole riscrivere. Prego, Presidente Vanier. Ma lì occorre sempre tener presente che quanto avvenne nei campi di sterminio non va paragonato con nessun'altra tragedia purtroppo drammatica a cui stiamo assistendo anche oggi. Ma lì che cos'è? C'è una responsabilità innanzitutto di questo governo di Israele, perché anche per il passato non è che i governi israeliani siano stati teneri nei confronti dei palestinesi, non hanno mai cercato davvero una integrazione o una decisione che portasse verso i due popoli, due stati. Dobbiamo ricordare che il tentativo che fece Arafat insieme a Rabin fu stroncato. Rabin fu ucciso e si dice che Arafat sia stato avvelenato, insomma, questa è la realtà. Ma ora con Netanyahu siamo arrivati alla follia e certamente ci sono delle responsabilità di Hamas, perché quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre è una cosa di una gravità indicibile. Insomma, io credo che ci siamo di fronte, da una parte, Hamas, che è il peggior nemico dei palestinesi, dall'altra Netanyahu, che è il peggior nemico degli israeliani. Molto chiaro, Presidente, devo accorciare perché purtroppo il tempo è tiranno. Abbiamo anche Giulia da Venezia in linea. Ciao Giulia. Ciao Mirella, buongiorno a tutti, anche al caro ospite, professore che hai là. Sì, Mirella, mi hai sentito fino adesso? Giulia, Mirella? Ti ho sentito. Sì? Ti sento bene. Sì, perché Mirella, questa è proprio la giornata più triste, Mirella. Infatti avevo provato anche in settimana a chiamarti, non riuscivo a prendere la linea, ho detto speriamo di prenderla oggi. Niente Mirella, volevo dire che il professore ha detto una cosa giusta, che di leggere, prendersi qualche libro e leggere. Io ho qua in mano, Mirella, l'ho tirato fuori apposta, e ho anche quello della senatrice Segre e poi un altro ancora, perché Mirella, proprio i libri dicono la storia. Non so se il professore conosca i volonterosi carnefici di Hitler, un libro di 644 pagine, l'ho letto tutto Mirella, e lo leggevo 10 paginette una volta ogni tanto, perché è struggente questo libro Mirella, è una cosa da non capire cosa hanno potuto fare Mirella, perché a un certo punto ti rendi conto insomma di quello che stai, ma non c'era niente Mirella, una misericordia, niente. E questo libro me l'ha regalato mio figlio, ha preso l'Oscar Storia, di Daniel Johan Goldragen. Non so se il professore, non so se l'abbia Giulia, pronunciato devo bene. interrompere perché Ecco. purtroppo è una mattina molto importante, mi dispiace, ma devo accorciare un pochino, se no non ce la faccio a far vedere servizi e soprattutto parlare questi ospiti competenti. Grazie Giulia, un grande abbraccio cara, sono contenta che sei riuscita a prendere la linea e dire il tuo pensiero. Allora, professore, come commenta queste parole di questa diversamente giovane? Ecco là il problema, che legge, che si informa, che si documenta. Prego. Sì, infatti questo è il punto. La bibliografia sulla Shoah o Olocausto, come a seconda diciamo delle interpretazioni, è sterminata ormai, è sterminata. Il libro di Goldenhagen è un grande libro che all'epoca produsse talmente effetto che
venne appunto premiato. Non è l'unico, ripeto, vi è una bibliografia di sedimentazione, anche di accumulo documentario straordinario sul tema. Ciò nonostante però, vede, dobbiamo chiederci quanto incide purtroppo il libro, no? Nella determinazione dell'opinione pubblica, della formazione di un senso comune. Il libro effettivamente aiuta, ma non basta, no? È vero anche il contrario, che il discorso retorico, di raccontare i fatti che dicevo prima, così come si sono appresi, è insufficiente, perché si dimentica appunto la lezione. E la lezione invece la si apprende leggendo. Quindi le due pratiche, lettura e ascolto e laboratorio, lavoro propositivo, sono... Però professore, lei ha detto una cosa importante, io l'ho seguita molto attentamente. Lei ha detto questi ragazzi vogliono essere intrigati. Certo, allora noi quando li coinvolti. portiamo e li ascoltiamo che vanno a vedere Auschwitz o altri campi di sterminio, riusciamo a tirar fuori loro le emozioni, certo, cosa difficilissima da fare, sì. Perché non riusciamo. In quei casi che toccano con mano, che vedono, che sentono, certo. Perché il libro spiega, loro ascoltano ma sono nel luogo, nel posto dove è accaduto, toccano con mano quello che era la realtà. Forse è questo che manca, perché il libro a loro non basta più. Io dico sempre, professore, vado da un'altra parte ma è la stessa cosa. È inutile che parliamo che i ragazzi non arrivano nel mondo del volontariato, che abbiamo tutti diversamente giovani, perché loro della lezioncina in classe, per quanto brava sei come associazione, non riesci a intrigarli. Loro vogliono essere intrigati, professore, ma non devo trovare il dirigente sensibile che lascia che io entri una volta, due all'anno per spiegare la storia, portarli fuori perché costa troppo, perché è pericoloso. Capisce che questi ragazzi hanno tanti paletti, invece vorrebbero anche conoscere. Allora, sì, tutto questo è vero, però quando il luogo non ce l'hai, o quando non puoi fare questo tipo di azione, il libro o la lezione tratta dal libro va, come dire, vivificata, no? va resa vitale. Come? Attraverso pratiche laboratoriali di coinvolgimento. Le faccio un esempio concreto. Qualche anno fa mi capitò, se vuole poi ne parliamo non so quando, ma insomma, di scrivere la storia di una bambina ebrea salvata da Auschwitz a Montebelluna. Mentre i genitori vennero arrestati e appunto inviati ai campi di concentramento, lei venne nascosta dal prevosto locale e da una famiglia di locali e riuscì a sopravvivere. Poi nel 1946 raggiunse i parenti rimasti in Portogallo, poi andò negli Stati Uniti, eccetera. Ma questa vicenda, che meriterebbe molto spazio, insomma, è stata proposta anche alle scuole. E siccome è basata completamente sulle memorie che questa bambina, da donna matura negli Stati Uniti, scrisse e che mi sono pervenute, non le racconto come, attraverso destinazioni quasi divine, insomma, no? Perché io non ne conoscevo l'esistenza di queste memorie, dare queste memorie in lettura ai ragazzi ha portato i bambini, i ragazzi stessi, a teatralizzarle, no? Ad animarle e a farne, per esempio, dei docufilm, no? Che loro stessi hanno interpretato, immedesimandosi, soprattutto i bambini delle elementari, nella vicenda di questa bimba che trova conforto nel giocare con i bambini della famiglia che la stava proteggendo, per esempio. Ma questo è merito di chi, professore? No? I bambini sono riusciti a fare questo perché qualcuno all'interno della scuola ha capito l'importanza. Esatto, quei bambini però nel frattempo stanno crescendo e portano con sé questa esperienza. Livio da Padova, vai Livio! Mirella, ciao. E un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, una mia curiosità, nelle foto che fanno vedere di questi campi della Shoah, sembra che gli internati, questi bambini, queste donne, questi anziani, non vedo mai nel loro viso, nella loro espressione, una disperazione, una rabbia, che sarebbe logico che questo fosse il sentimento che li animava.
E non riesco a spiegarvi come mai questa, così non ci sia stata rabbia, disperazione nei loro volti. Forse non sapevano quello a cui erano destinati, o forse erano già rassegnati come se questo fosse stato un destino crudele che li prendeva. Non riesco a spiegarmi, questa è la mia impressione, vorrei così una delucidazione dai tuoi ospiti. Grazie. Allora, prima di darti la delucidazione che sarà anche chiara, andiamo a vedere Edith Bruck racconta Auschwitz, prima parte. Guarda bene, Livio. Ad Auschwitz, per esempio, quando sono arrivata e ci hanno buttato giù del vagone, e in un batter d'occhio ci hanno diviso, destra, sinistra. Io non sapevo cos'è la destra e cos'è la sinistra, abbiamo imparato dopo. A sinistra la morte nella camera gas, a destra dei lavori forzati, e i tedeschi avevano intenzione di uccidere tutti al di sotto dei 16 anni, al di sopra del 45 anni. Però non sapevano quanti anni io, non chiedevano quanti anni hai. Così, giudicando a occhio, pensavano questa ancora può fare qualcosa dei lavori forzati, no? E quindi mi hanno buttato naturalmente a sinistra, però. Appena arrivata, ho perso già mio fratello, mio padre, mia sorella in un attimo. Mia madre urlava: cerca tuo padre, non lo vedo, cerca tuo padre, non lo vedo. E io vedevo in lontananza un gruppo di uomini nudi a camminare, mio padre era molto magro, e io ho detto quello papà, che non era vero, tanto perché lei urlava, poi ho perso gli occhiali perché spintonavano, ti aizzavano i cani contro, voglio dire, l'inferno, proprio l'inferno, non il mondo civile, è un inferno. E mi hanno buttato a sinistra e l'ultimo tedesco, nella fila di sinistra, ha chinato su di me e ha detto vai a destra, vai a destra, vai a destra, vai a destra. E io capisco Yiddish, e Yiddish assomiglia al tedesco, la lingua del Mitteleuropa, l'Europa dell'Est che parlavano. E io ho detto no, mi sono aggrappata a mia madre sulla coscia, sulla carne, ho detto non vado, e lui insisteva di andare a destra, vai, diceva lui. Naturalmente mia madre si è inginocchiata di fronte al tedesco, lei che non si inginocchiava mai, ebrei non possono inginocchiarsi, e ha supplicato il tedesco di lasciare l'ultima, la più piccola dei suoi figli, che ero io. E lui ha battuto con la calcio del fucile mia madre, che è caduta, non l'ho più vista, e qui crollo sempre, comunque io vado avanti, e poi mi ha battuto rompendo l'orecchio dietro, finché non sono arrivata nella folla di destra, e voleva salvarmi. Questa era la prima cosa positiva. Perché naturalmente voleva che se potevo salvarmi, che mi salvassi. Di Livio che ti ha risposto Edith Bruck, quante immagini dovresti vedere per cogliere l'attimo che vuoi vedere tu? Quali immagini? Professore, come rispondiamo? Allora, rispondiamo tenendo conto anche del fatto che stiamo parlando di una condizione plurisecolare di discriminazione che aveva portato, nella storia lo sappiamo tutti, no? Oltre alla discriminazione nei confronti del lavoro, ma anche alla ghettizzazione, ai pogrom, a questi periodici stermini, e quindi a maturare da parte della popolazione ebraica stanziata in Europa, no? Una sorta di fatalismo, no? Della propria condizione. Questo è il punto, cioè loro non è che se l'aspettassero, ma in sostanza erano quasi antropologicamente abituati ad essere perseguitati. E probabilmente, mi riferisco agli attimi ai momenti in cui li caricano nei vagoni, eccetera, c'era in loro la percezione che forse venivano destinati in altri luoghi proprio
nell'ambito della dimensione della ghettizzazione. Ma chi poteva Poi, immaginare una cosa del genere? Cioè la follia umana, la ferocia. Perché, professore, Infatti, è vero quello che dice Edith Brooke, questo soldato che cercava di salvarla, ma quanti soldati avrebbero potuto salvare? Non c'era un silenzio tacito, certo, di non voler vedere, perché queste erano le loro madri, le loro sorelle, i loro figli. affrontate tante volte, come lei sa, e che fanno parte di quella dimensione della banalità del male di cui ha parlato una grande storica del passato, no? E cioè, sulla quale poi si è fondato il processo Eichmann, no? Questo funzionario che a un certo punto del processo risponde: vabbè, ma mi veniva ordinato di far così. Cioè, e anche nei innumerevoli film si vede come queste persone eseguano degli ordini a prescindere dal contenuto di questi ordini. Sì, però c'è modo e modo di eseguire gli ordini. È uno degli effetti perversi della società di massa, della militarizzazione della società di massa hitleriana, ma non solo, che inizia, diciamo, nei primi Novecento. Presidente Varnier, come commenta questo che ha detto il professor De Bortoli, ma anche quello che abbiamo assistito, queste parole struggenti di Edith Brooke? Lei, come Liliana Segre, rivive quei momenti perché li ha vissuti, non potranno mai essere cancellati. Prego, Presidente. Ma sa, la storia degli ebrei è una storia molto complicata. Ricordiamo che sono stati perseguitati dai cattolici, dai protestanti, certo, per secoli in Europa, quindi c'è qualcosa dietro che prepara poi quello che abbiamo nel Novecento, dove si arriva con Hitler al massimo dell'aberrazione. Io credo che poi dietro questo ci siano ragioni anche sociali. In qualche modo colpire gli ebrei o colpire oggi i palestinesi significa in qualche modo avere magari meno problemi con altre con le condizioni sociali che ci sono magari nelle proprie realtà. Però tutto questo portarlo nelle scuole. Prima si è parlato della scuola, ma oggi quanta storia viene insegnata nelle scuole? Quasi nulla. Praticamente se si arriva a Garibaldi si va già molto avanti. Il problema è che bisognerebbe, forse c'è qualcuno che dice, forse una stupidaggine, ma che bisognerebbe insegnare la storia cominciando dal presente e ritornando verso il passato. Forse si riuscirebbe a capire di quanto sta. Sentiamo il professore come commenta, professor De Bortoli. C'è gente che già lo fa, voglio dire, cioè, è vero che il pensiero comune tende a riflettere questa percezione che ha un fondamento, perché purtroppo nell'insegnamento c'è di tutto, ma vi sono quantomeno delle isole, se non degli arcipelaghi, di colleghi e di attività che invece portano avanti da tempo ormai questo tipo di percorso, consapevoli per l'appunto che poi a causa di questa burocratizzazione della programmazione scolastica tu ti fermi inevitabilmente perché finisce il tempo. E poi su questo bisognerebbe anche aggiungere che 2 ore di storia sono ridicole rispetto a quello ai programmi che ci poniamo dal punto di vista morale, educativo e quant'altro, sono pochissime, capite? Quindi le scuole è come dire la politica scolastica che deve dare spazio maggiore, ma inserendo poi queste dinamiche non solo dentro l'ora di storia, ma anche dentro altre discipline, attraverso una completa rivisitazione proprio del fare scuola, capisce? Questo è un po' il punto. Alcuni lo fanno, sorretti da dirigenti illuminati, qualcun altro invece non lo fa, altri sono frenati dal fatto che poi alla fine il sistema che ruota attorno vuole il voto, vuole la prestazione, vuole un certo tipo di la didattica più lezione frontale, esatto, che è quella che domina incontrastata. Vediamo la seconda parte di Edith Brooke, Auschwitz. La seconda volta invece un tedesco
dopo la marcia della morte, che siamo arrivati a Bergen-Belsen, dove abbiamo raccolto gli uomini morti, era il campo totalmente pieno di cadaveri nudi. Ci hanno dato 2 stracci bianchi a trascinarli nella tenda della morte, si chiama Todzelt in tedesco. E hanno detto che se noi andiamo alla stazione e portiamo i giubbotti per i tedeschi che passavano con il treno, ci danno la doppia zuppa la sera. Quindi la doppia zuppa era, anche se un po' di acqua con 2 patate dentro, mezzo carotto, era la vita, non importa. E io e mia sorella, che siamo abituati a lavori molto forti, noi veniamo da una famiglia molto povera, abituata al lavoro, e siamo andati. Durante il tragitto, perché erano 12 di questi giubbotti, io non ce la facevo, leggerissimi, di quelli nylon fuori, celeste, e dentro la finta pelliccia, ma leggerissimi. E per me era 100 kg, io pensavo 20. E ho detto a mia sorella, io non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. A mia sorella ha detto, tanto già quasi buio, perché pomeriggio verso le 6, a febbraio, Bergen-Belsen, lì era sempre buio, poi io sempre ricordo il lager come buio, e ho anche scritto che doveva vergognarsi il sole di sorgere nei campi. E ho buttato per terra, nella neve. E poi le mie compagne, eravamo 15 ragazze di questo trasporto che portava i giubbotti. Ho detto, tu cosa hai fatto con il tuo? Ho detto, ho buttato per terra, ma se voi siete più forti non lo fate, perché poi sarà un disastro. Naturalmente nessuno ascoltava, perché non è che si ascoltasse, ognuno difendeva la propria vita, la propria forza. E alla fine per terra era pieno di giubbotti. E 2 tedeschi ci hanno accompagnato e hanno detto, halt, fermi. Ci siamo fermati. Non potevano più camminare e hanno detto, perché era molto metodico, i tedeschi erano perfetti nel comportamento malvagio, chi ha cominciato? Silenzio assoluto. Chi ha cominciato? Comunque la terza volta che ha detto, io non sono un eroe, sia chiaro, però ho fatto un movimento minuscolo avanti. Minuscolo, perché lui ha detto, se non lo dite chi è cominciato, io ammazzo ogni seconda persona. Tirato fuori la pistola, ha fatto così, e io non ho fatto abbastanza in tempo, egoisticamente, per cui dicevo prima lì forse qualcuno morto a posto mio, no? Nel senso, le sentiva in colpa lui. Se mi tocco non tocca morire, no? E lui se n'è accorto subito che io ho fatto questo movimento minuscolo, e lui era lì dove sono quelle tavole un pochino più giù, perché mia sorella lo ha aggredito, lo ha spinto, e vedi, poi dopo mi ha massacrato completamente, lui è caduta su una neve, pieno di sangue, mia sorella prima l'ha aggredito lui, poi è venuto vicino a me, mi ha abbracciato, e ha detto, adesso recitiamo la preghiera della morta, Baruch atah Adonai, e io vedevo il tedesco, da dove c'è quel quadro, a venire avanti, ha pulito i pantaloni come oggi, della neve, con la pistola in mano, fatto così, e non capivo perché non mi ammazza. Ha allungato l'altra mano, mi ha aiutato a alzare, ha detto, se oggi una sporca, lurida, schifosa, ebrea ha il coraggio di mettere le sue luride mani su un tedesco, allora merita, se ce la fa, di sopravvivere. E non mi ha ammazzato. Pubblicità.
Allora, professor De Bortoli, io vedo che ha anche un libro, Angelo Taborra, cronaca di prigionia del fronte orientale, lo facciamo anche vedere, professore, eccolo qua perché è importante questo libro. Prego, professor De Bortoli. Sì, la giornata della memoria, come sappiamo nel suo dispositivo, comprende anche giustamente il destino degli internati, dei prigionieri militari italiani. Voi sapete più o meno la vicenda quale fu. Quel nostro esercito, 2,5 milioni, 3 milioni di persone, di questi 700.000 vennero letteralmente portati con i treni, con le tradotte in Germania e costretti a cambiare status per farli lavorare obbligatoriamente nelle fabbriche, nei campi, eccetera. È una vicenda che fino a pochi decenni fa non raccontava nessuno, a partire da loro, cioè dai testimoni, che un po', come dire, erano preda di una sorta, di un sentimento quasi di vergogna, no? Cioè del fatto di non essere stati né partigiani, di non aver collaborato con Badoglio, di essersi rifiutati in gran parte di far parte della Repubblica di Salò. Insomma, tutto questo li poneva in una luce veramente vergognosamente distorta. E invece questi ragazzi, perché erano ragazzi anche questi, vennero letteralmente presi. Il caso di Angelo Taborra poi è emblematico, questo era del 24, Angelo. Facciamolo vedere, perché se lo inquadro io, prego. Professore, la interrompo un secondo perché c'è una telefonata, se no cade la linea. Nilla da Vicenza. Ciao Nilla, così inquadriamo anche il libro. Mirella, io ti devo ringraziare per avermi messo in contatto con i consumatori di Schio. Grazie. Devo ringraziare perché spero che sia andata in porto tutto di non aver subito questa tentata truffa. Comunque io volevo parlare della memoria, giornata della memoria. Io sono nata nella vallata dell'Agno, sono del 40 e ho visto la guerra civile, non ho visto tanti tedeschi perché la ritirata da Requaro me la ricordo perché passava sugli argini dell'Agno e noi stavamo con le pecore al pascolo e mi hanno buttato dentro in un rovo perché non mi vedessero i miei fratelli più grandi. Comunque mi ricordo della guerra civile, mi ricordo di quando prendevano i partigiani nei monti e li portavano nella chiesetta che sta nella contrada dove sono nata io. Comunque la guerra civile è una cosa terribile, pari, perché si uccidevano tra fratelli. Grazie Nilla, grazie, devo interrompere perché purtroppo il tiranno, grazie di aver chiamato Nilla, mi fa piacere se sei riuscita a risolvere anche in parte il tuo problema. Allora Presidente Vanier, ricordi struggenti, parole come pietre di Edith Bruck che racconta con una freddezza, una cosa che fa venire i brividi. Pensate quanto dolore, quanta sofferenza che poi magari da bambina non riusciva neanche a interpretare, non si rendeva neanche conto di quello che le stava capitando, perché i bambini sono così, i bambini sono ammalati e giocano nel letto e stanno per morire, cioè i bambini adesso col senno di poi che rivive deve essere una cosa pazzesca, e questo lo dimostra anche Liliana Segre, questa bambina che rivive. Prego Presidente. Non trova uguali nella storia, l'abbiamo già detto precedentemente. E poi all'interno di quel dramma ci sono anche dei momenti come veniva del tedesco tutto sommato che non è così nazista come i suoi compatrioti e che cerca di salvare la bambina. Ci sono, anche se si legge Primo Levi, so che a Primo Levi chiesero com'era schifosa la zuppa che mangiavano e lui disse: io l'ho sempre trovata buonissima. Ma Presidente Vanier, non le sembra che forse c'era un silenzio dei grandi del mondo, i potenti del mondo, dall'America alla Russia, a tutti, che non volevano vedere intervenire perché faceva comodo questo? Ma come potevano non sapere che avveniva questo? Presidente, lei è stato anche un politico, ma come fanno a raccontare che non si sapeva e sono intervenuti quando? Servivano tutte quelle migliaia e migliaia di morti per intervenire? Nessuno sapeva prima?
questo è difficile fare. C'è chi sostiene, anche storici, si sapeva, probabilmente non si conosceva la dimensione del dramma. Credo che quella dimensione forse non la conoscevano nemmeno i tedeschi. Insomma, immaginare che ci possa essere un governo, una classe dirigente che organizza scientificamente lo sterminio di un popolo, insomma, è una cosa per certi versi inimmaginabile, quindi non lo so, io credo che occorra scavare, occorra vedere. Professor De Bortoli, lei come commenta, professore? Io ho questo dubbio atroce, ma ogni volta che veramente penso, dico, ma come si fa a non sapere? Perché c'erano anche dei mezzi, cioè non è che non ci fosse proprio niente, che fossimo nella giungla completa. Qualcuno sapeva, è impossibile che non sapessero, però non si voleva intervenire. Sì, beh, ma diciamo che nel contesto della guerra in corso, no? Ovviamente i fronti aperti, le preoccupazioni da parte dei governi alleati probabilmente erano altre, però è vero che qualcuno sapeva, è vero quello che diceva Barnier, che probabilmente sicuramente la dimensione scientifica, appunto procedurale e sistematica dello sterminio non era a conoscenza, perché lì c'è stata una pianificazione per l'appunto che ha dimostrato l'intenzionalità del processo genocidario, perché il genocidio presuppone un'intenzionalità no? Non è il crimine o il massacro di guerra che è effetto della guerra, effetto efferato, tremendo, terribile, ma il genocidio prevede invece un'intenzionalità, ripeto, pretesto, quindi è causa di, no? Non effetto. Ecco, allora è chiaro che quelle dimensioni non le conoscevano, però sapevano, gli inglesi in qualche modo lo sapevano, i russi lo sapevano, quello che occorre dire, perché insomma queste cose vanno dette, è che nessuno si sente escluso, come si dice, no? Nel senso che l'antisemitismo era diffusissimo in tutta Europa, di fatto, culturale, come volete chiamarlo, e tutto sommato della fine o del destino degli ebrei importava poco a nessuno in quel momento, ecco, diciamo. Avete sentito? Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria! Ciao Mirella e un buongiorno al professore e anche all'ospite che è in video. Collegato, sì, brava. Niente professore, io volevo dire in pochi minuti che ho avuto uno zio che era militare a Roma, Carabinieri, e hanno fatto saltare in aria, no? Loro sono stati di estremisti, non so, e hanno fatto saltare un casolare dove c'erano i tedeschi e le hanno dato la colpa ai carabinieri. Lui era militare, praticamente li hanno presi in 4-5, c'era anche mio zio, li hanno portati a bastonate, li hanno fatti salire, in poche parole, su un treno dove trasportavano il bestiame e l'hanno portato là in Germania dove c'erano. E allora ha detto, adesso la divisa te la cambio io, te ne metto io un'altra divisa che ti meriti. E le hanno messo, ovvio, quella di incarcerati, so io cosa. E mi ha sempre detto che dopo dovevano andare su un posto per marcarlo come un bestiame. E difatti mi ha fatto vedere, professore, che li chiamavano per numero, che il tatuaggio là schifoso non è andato più via, se l'ho dovuto tenere. Dopo, nel tempo, era sempre sul braccio della morte. Naturalmente sono andati a casa in due, che era mio zio e un altro collega. Le ha detto, andate che voi siete cosa, praticamente sono stati liberati, non lo so che fortuna che abbiano avuto, in ogni modo. Mio zio aveva sempre il santino di Sant'Antonio con lui, sarà stato lui perché lui ci credeva, era cattolico e pregava sempre. Grazie Maria, scusami ma devo chiudere, se no non ce la faccio. Grazie della testimonianza. Ecco, ricordare anche a casa, l'importanza è anche questo, rivivere quello che ti hanno raccontato. Allora andiamo a sentire l'ultima parte di Edith Bruck. Il terzo invece mi ha buttato la gavetta
a lavare e io ho visto in fondo a questa gavetta del soldato un po' di marmellata. E in quella marmellata c'era la vita. Lui mi ha lasciato apposta la marmellata e quindi questa marmellata era la mano di Dio che è scesa a terra, che niente, una cosa incredibile. Poi il quinto era un guanto bucato, mi ha regalato, e un cuoco a Dachau, un cuoco dove anche lì eravamo 15 donne che abbiamo fatto il lavoro migliore del mondo nei campi. Abbiamo in un castello degli ufficiali che è vicino a Dachau, poi io ho rivisto, è un castello, pelare le patate, le rape, le carote per la cucina tedesca. E lì il cuoco, in questo posto, questi sono noi richiamati oltre 45 anni, non ero dell'SS o Wehrmacht, e mi ha chiesto come ti chiami. Questo come ti chiami era... Io esistevo, io c'ero, avevo un nome, non un numero. Ha detto, wie heißt du? E io non credevo ai miei occhi, come può chiedere come ti chiami? Rivolgere questa frase, una nullità, un nulla, non era niente. E io ho detto che mi chiamo Edith, ha detto io ho una figlia piccola come te. E aveva nel taschino un pettinino, io avevo i capelli corti così e mi ha regalato. Allora, professor De Bortoli, ormai siamo in chiusura, queste immagini, queste parole, spero che Livio abbia capito da queste parole come pietre che sta raccontando questa donna, di questa bambina che ha vissuto. Ecco, cosa ci aspetta nella giornata di oggi, professore? Sarà una giornata intensa, ma sarà un intenso come tutte le altre giornate della memoria, o si aspetta qualcosa di più proprio dai giovani? Beh, sarà come le altre, credo. La speranza è che dai giovani venga qualcosa, sì, di nuovo, di innovativo, di diverso, insomma. E vorrei anche poi, come dire, richiamare anche l'intervento di prima, è interessante, perché ci fa capire che cosa succede nel nostro paese all'indomani dell'8 settembre, no? Perché anche questo fa parte della tragedia complessiva. Stiamo parlando giustamente del massacro ebraico, ma stiamo parlando anche della tragedia di un paese che si vede improvvisamente in casa gli alleati di prima diventare nemici, no? Sì. E questo è il destino dei nostri 700.000 soldati di cui parlavamo prima. Cioè il fatto di essere arrestati, di rimanere libro, totalmente perché è importante questo libro, prego. Attoniti di fronte a una situazione incredibile in cui la battuta, si ricorda lei, sì, molti telespettatori avranno visto Tutti a casa, quel magnifico film con Alberto Sordi, che a un certo punto telefona al colonnello e gli chiede: colonnello, che facciamo? Lo dice in romano, naturalmente, adesso non voglio. Che facciamo? I tedeschi si sono alleati con gli americani, che famo? Cioè, capisce che in questa frase, se vuole cinematografica, d'effetto, però c'è tutto il dramma angoscioso, interrogativo di quei giorni. E questo va attribuito ovviamente al governo fascista, in questo caso, che aveva prodotto questa alleanza, come sappiamo bene, con un alleato che ha trascinato il paese in guerra, anche se in realtà Mussolini aveva creato una nazione di baionette, non dimentichiamolo mai. Pensi che quando lui torna a casa da Monaco, sa che a Monaco nel 1938 c'è stata una conferenza che, come dire, in base alla quale venne dato ragione a Hitler. Adesso la faccio semplice, Churchill fece quella famosa battuta, no? Che dimostrò come che gli avete dato ragione, questo qua vi fa la guerra lo stesso, cioè vi siete disonorati comunque. Ma al di là di questo lui torna a casa tra ali di folla applaudenti, perché era considerato in quel momento, a torto o ragione, l'ago della bilancia, l'artefice della pace mantenuta, perché siamo nel 1938, no? E a un certo punto lui torna a casa e pare che abbia detto ai suoi segretari attorno: ecco, io volevo fare di questo popolo una nazione di baionette, guarda questi che mi applaudono perché sono diventato l'alfiere della pace, no? Esatto. E questa la dice lunga sul pensiero. Questa la dice lunga su tante cose, insomma. Sì. Allora, Presidente Barnier,
Qualcuno continua a ripetere, specialmente anche qualche giovane, ma non c'è più il comunismo, non c'è più il fascismo, state parlando di qualcosa che non c'è più. Lei è d'accordo, Presidente? Sa, c'è quel fascismo eterno di cui parlava Umberto Eco, o il fascismo può anche presentarsi in forme nuove. L'urfascismo. Pensa che il fascismo si presenti con l'olio di ricino e il manganello, credo che si sbagli. Chiaro. Si presenta anche in camicia bianca e con la cravatta, e oggi noi ne vediamo di fascismo di tipo nuovo in giro per l'Europa, non solo in Italia, insomma. Siamo contro i migranti, quello che stanno pagando molti lavoratori che subiscono le conseguenze delle guerre che fanno i forti. Ecco, io credo che questa sia una riflessione da fare. Purtroppo Gramsci diceva la storia insegna ma non ha scolari, e io penso che anche questa tragedia della Shoah sia una cosa che deve portarci a riflettere a cosa accade oggi. Non sarà una tragedia di quelle dimensioni, ma quello che sta avvenendo in Palestina con 25.000 morti e forse altri morti non contati sotto le macerie che nessuno è riuscito ad estrarre, e ci dà o quello che sta avvenendo qui in Europa tra Ucraina e Russia. Se noi non cambiamo le classi dirigenti nel mondo, noi andiamo verso la catastrofe. Abbiamo Leone da Trebasele che poi saluto gli ospiti. Vai Leone! Ciao Maria, grazie, saluti i tuoi ospiti. Ciao! Allora, io ho vissuto a Londra e ho conosciuto molti ebrei, e questo mi ha fatto pensare sull'antisemitismo, perché io penso che l'antisemitismo scaturisca dall'invidia. Gli ebrei sono colti perché investono molto nell'istruzione, di conseguenza hanno dei lavori ben rimunerati, ben retribuiti, sono molto intelligenti, sanno investire bene i loro soldi, di conseguenza sono molto ricchi. Vivono in zone residenziali molto ricche, molto lussuose, viaggiano in Rolls Royce. Di conseguenza il vicinato e la gente che li guarda è invidiosa, c'è l'invidia di questo benessere degli ebrei. Ma gli ebrei sono così perché hanno investito nel sapere, nell'istruzione, e quando sei intelligente, istruito, sai diventare più ricco, vivi meglio, perciò tutto il resto della popolazione attorno è invidiosa di questo fatto che l'ebreo è sempre ricco, è sempre vestito bene, con le macchine migliori, perché ha investito su questo. Grazie. Ciao, Leone, devo chiudere, se no non ce la faccio, già forato come sempre, però grazie, abbiamo sentito le riflessioni. Professor De Bortoli, come commenta la telefonata di Leone e come ci saluta? Ma guardi, ognuno porta quello che sa, no? E sono i suoi esempi. Io posso dire che la famiglia, per esempio, dei Gerda, della bambina di cui le parlavo, erano artigiani normalissimi, modesti, vivevano a Vienna, non avevano, sono stati costretti a fuggire, hanno deciso di fuggire, certo avevano un po' di denaro per poter usare nella fuga, ma di fatto la loro condizione è stata riconosciuta come talmente umile e talmente difficile che l'antisemitismo, ammesso che ci fosse nelle nostre campagne del 1940, venne in qualche misura, come mi pare abbia anche detto Francesca Meneghetti qualche giorno fa, venne dell'Istresco naturalmente. Esatto, venne in qualche modo superato dalla
dallo spirito di aiuto, no? Di aiutare il prossimo, soprattutto se il prossimo è visto in termini, in condizioni di grande difficoltà. Quindi sì, è vero che ci sono ebrei, cioè nella storia dell'ebraismo ci sono ebrei ricchi, ebrei poveri, eccetera, ma insomma quelli di Asolo sterminati nel 1499 da qualche famiglia abbiente asolana, no? come dire, committente del reato, vennero sterminati non perché erano ricchi, ma sa perché? Perché prestavano soldi, certo, prestavano soldi, solo che lo facevano a tassi più bassi dei nobili locali, invece. Questo naturalmente non andava fatto. E questo non... Allora, professor De Bortoli, come sarà insomma, la sua giornata oggi? Voglio dire, il panorama è molto vario. La sua giornata oggi, professore, quando uscirà da questo studio, cosa farà? Torno a casa intanto. No, oggi abbiamo, ieri, cioè il 25, abbiamo appunto dedicato nell'ambito delle giornate della memoria, perché in realtà sono più di una, no, ormai, ho dedicato attenzione appunto a questo internato come simbolo di coloro che che hanno patito pene infernali, in questo caso, anche se non destinate al gas o ai forni crematori, ma destinati molti di loro a morte certa dovuta a stenti, a difficoltà, eccetera. Quindi questo per dire che la memoria deve essere sicuramente la memoria della Shoah e dell'Olocausto, ma deve essere sempre intesa in senso estensivo e metaforico, no? Cioè bisogna ricordarsi, bisogna cercare di diventare consapevoli che la storia appunto ci dice delle cose, tenerle sempre in vita nel ricordo non è semplice. Grazie, e queste giornate servono anche a questo, perché la ritualità ha la sua importanza, l'importante è che non diventi vuota. Grazie al professor Lucio De Bortoli, libero ricercatore istresco di storia culturale e territorio. Allora, presidente Giuliano Varnier, la sua giornata come sarà oggi? Ecco, cosa avrebbe piacere di vedere, di sentire, ecco, specialmente dalla politica? Ecco, lei politico, ex politico, presidente ANPI, cosa vorrebbe sentire oggi, una giornata così importante, dai politici che ci governano? Prego. Ma sentire dai politici che ci governano andrà abbastanza difficile. Io credo che ci sia molto non solo su non abbiamo sentito niente, presidente, perché c'è la connessione bassa. Può ripetere per piacere? Sì, dicevo che si sente adesso? Si sente? Sì. Sì, aspettarci qualcosa dai politici di oggi è abbastanza complicato e difficile. Certamente occorre invece puntare, è quello che sta facendo anche in questi giorni l'ANPI con tutta una serie di manifestazioni, sul rapporto profondo con la gente, perché il ricordo di ciò che è avvenuto tanti anni fa, l'Olocausto, deve portare sulla necessità di cambiare le politiche oggi. Noi dobbiamo fare in modo che finisca la guerra in Palestina, che ci sia un popolo che abbia diritto a un proprio Stato e nello stesso tempo che finisca anche la guerra in Ucraina. Io credo che occorra cambiare profondamente la politica degli Stati e dei governi, che oggi non è per niente in quasi nessuna parte del mondo sufficientemente avanzata e capace di recepire quelle che sono le necessità reali del mondo e della gente che sta pagando ancora oggi, non con i sacrifici e con le tragedie di allora, ma anche oggi la gente sta pagando con l'assenza di lavoro, con tutta una serie di privazioni che purtroppo
vengono imposte dai potenti nel mondo. Grazie anche a Giuliano Varnier, presidente AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Treviso, grazie al professor Lucio De Bortoli, grazie anche a voi perché fa piacere sentirvi, anche se vi do poco spazio, ma capite che giornata e che trasmissione abbiamo messo in piedi con la mia squadra oggi. Grazie, pubblicità. Guardate chi vi ho portato questa mattina, abbiamo in presenza Ettore Bragaggia, 98 anni, lo possiamo dire perché tanto è un maschio, ai maschi si può dire l'età, ma soprattutto mi ha appena detto adesso, guarda che mia memoria ho, e saluto e ringrazio anche che è stato con noi il professor Lucio De Bortoli, perché quando ha sentito che c'era Ettore Bragaggia, che conosce anche perché Ettore Bragaggia cos'è dell'Istresco, professor De Bortoli? È un socio fondatore, Madonna, è una colonna importante dell'istituto, ma fin dalle origini. Allora Ettore, cosa ci racconti di oggi, questa giornata della memoria? Secondo te c'è abbastanza memoria nella popolazione, nel mondo, queste guerre? Come la vedi dal tuo importante osservatorio? Con ti parlo. Perché Goca come si chiama? Cos'è La micro cosa sì oggi. Vabbè, non state pensare oggi, pensa a parlare adesso. Ecco, ora penso da parlare. Cosa vuoi che pensa di questa giornata? Questa giornata mia vivo tutti i giorni. Se gli altri che non sa niente di questa giornata, una volta all'anno e dice che c'è la giornata della memoria, la giornata del Tizio, la giornata del Caio. Adesso tutti i giorni. E lo dico, ma non c'è niente da fare. Parliamo sempre per niente, perché se noi altri, i figli della lupa, diciamo i figli della lupa, questi, che sarebbero i figli del fascismo, no? Vieni a portarli a gruppi nei cinema e ne facciamo vedere la storia, perché avevamo tanti documentari fatti del tempo del fascismo, non so, del nazismo, perché adesso siamo nazi-fascisti. Perché il fascismo secondo è nato dal nazismo, quando che i fascisti hanno fatto da solo nel 1943, Mussolini, gli stessi fascisti, no? Sì. Va bene. Dopo c'è dal nuovo Putin che avevamo, e Putin si chiama Hitler, no? Anche il nostro Putin si chiamava Mussolini, in Spagna si chiamava Franco. E avevamo tanti Putin, non so, che abbiamo fatto tutte quelle robe che sta facendo adesso la Russia. E ora, se noi anche ne facciamo vedere ai giovani cosa che era il nazismo, cosa che erano i campi di concentramento, non si sapeva niente. Neanche sui libri di testo che esistevano una volta, non esiste più sta roba qua. E ora la colpa c'è a chi? Di chi che non sa niente e che va a amministrare o la città, o la provincia, o la regione, o lo Stato anche, va a amministrare. Non sa niente. Allora salutiamo anche la professoressa Chiara Catapan, insegnante di musica all'Istituto Comprensivo di Vedelago. Grazie professoressa di essere qua, anche lei con noi. Allora, cosa pensa di questo giovanotto che ho vicino, professoressa? Come commenta le parole di questo giovanotto? Molto emozionante vedere tanta grinta ancora che trasmette, insomma. Voglio dire, commento una frase, i ragazzi non sanno nulla, non è proprio vero. Noi a scuola lavoriamo molto, i ragazzi sono coinvolti in molte attività e non solo per
in occasione della giornata della memoria. Abbiamo dei progetti molto lunghi e anche molto di grande riflessione, perché è importante che i ragazzi crescano nella consapevolezza di quello che può succedere e di quello che riesce a fare in positivo e in negativo l'uomo. Professoressa Catapan, secondo lei i ragazzi conoscono la storia? Perché io dico molte volte, lo dico anche al professor De Bortoli, io sono un ragazzo, una ragazza, una persona che non devo essere fortunata a frequentare quella storia, quell'istituto, perché ho dei docenti sensibili. Io dovrei conoscere quello che mi spetta di diritto, che è la storia. Lei, secondo lei, professoressa, si fa questo? Prego. Sì, la sento un po' male. Sì, grazie a Dio adesso i ragazzi hanno molte più possibilità di informazione rispetto agli anni scorsi, per cui partendo dai film, dai documentari, adesso anche nelle piattaforme c'è un sacco di bel materiale, ecco, per cui l'ignoranza in questo senso ha poco senso. È l'interesse forse che la scuola e la società deve stimolare, perché, ripeto, gli strumenti ci sono per poter essere consapevoli. Sentiamo anche il professor De Bortoli. Professore, devo accelerare, professoressa, che purtroppo un'ora ma vola in un attimo. Professore, lei è d'accordo? Assolutamente sì. E allora, gli strumenti ci sono, i libri ci sono, quelli vanno letti, ma è già più difficile. Ma sicuramente c'è una montagna di materiale anche audiovisivo, eccetera, e le scuole organizzano da tempo ormai, veramente da molto tempo, certo in occasione della giornata della memoria, ecco, quindi in maniera, se vuole, rituale, d'accordo, organizzano però incontri con i testimoni, incontri con i sopravvissuti, con gli storici e con l'attività laboratoriale che ognuno di loro porta avanti, perché vi sono moltissime realtà. In sostanza, Mirella, cioè, passi in avanti ne sono stati fatti, non possiamo dire che è sempre tutto quanto fermo, non è così. Il problema è un altro, come diceva la collega, ex collega ormai, vabbè, è l'interesse che va continuamente alimentato, tenuto acceso. Ma, guardate, qui, parliamoci chiaro, la scuola fa la sua parte, ma è anche tutto il sistema che la circonda che deve fare la sua, perché la scuola è un'isola, attenzione, in un mare che a volte, a cominciare da quello dei media, mi dispiace dirlo, rema contro. Allora, i professori, Ettore, dicono invece che si insegna la storia a scuola. I ragazzi, se vogliono, possono anche conoscere, possono leggere, sapere, informarsi, se sono curiosi di sapere. Hanno la possibilità di farlo e loro ce la stanno mettendo tutta. Tu cosa dici? Che non c'è volontà da metterlo, sta roba qua. A parole sì, dopo non c'è volontà. Basta. Vuol dire che all'opposizione qui che sei, noi siamo d'accordo di fare questa roba qua. Voi votate da gente ignorante, perché quei ignoranti andiamo avanti che noi altri no. Si siete troppo intelligenti, si siete più intelligenti dei professori, perché se i professori li fanno il suo mestiere, immaginati che sia 30 alunni, per l'amor di Dio, le due persone che devono aiutare a questo insegnante. Quando andavo a scuola B, di quinta elementari, erano in 50 e gli insegnanti erano bravissimi, perché tutti quanti che ormai una buona parte si è morti anche giovani, ma mi guardando la fotografia che si stava fatta in quel periodo, tutta gente che si veniva su bene, non si andava a fare a carità, ma si stava anche imprenditori e via di seguito, educati, istruiti molto bene. Adesso te vedi, cosa vuoi tu fare? Ma perché sei così pessimista? Domandi? Perché sei così pessimista? Perché vivo la vita, no. Manca gli altri, sono contento di essere, non sono contento di come che va il lavoro. Amico, sempre lottato per le robe che va bene. Perché dice, stiamo ragazzi, pronto è sempre, ma pronto sono le robe che non va bene.
Mi ricordo al suo tempo che facevano le fotografie gratuitamente per il Gazzettino ed la rubrica si chiamava Treviso da promuovere e da bocciare. E dopo facevo il commento. Era la gente in quel periodo che comprava il Gazzettino perché io dovevo anche prima, no? Ma andava a vedere cosa che ha fatto Bragaggia e mi ricordo al suo tempo, dopo molto tempo, che si è andato su Gentilini, bravissima persona, che gli ha detto guarda qua, a Bragaggia cosa che gli ha messo, così affronta quel problema. Io ne dicevo quel problema e ammiravo quando che erano le robe fatte bene. Ma adesso si sente che fa parte della maggioranza e dire neanche il coraggio da parlare, da dire ma che così non va bene, perché incassa fuori subito, capito? Se ti interrompi e scatti, ti manda fuori e ti isola. Allora professoressa, lei come vede invece questi giovani? Io ieri ho sentito e abbiamo visto un concerto fatto dai musicisti trevigiani che devo ringraziare, perché noi vediamo i cattivi esempi e vediamo pochissimi buoni esempi, invece ce ne sono tantissimi. Pensate che questi ragazzi, diceva ieri la direttrice, si impegnano alla domenica, fanno le prove alla domenica, perché sanno che c'è una famiglia che li aspetta, socializzano. Allora forse li ascoltiamo poco, professoressa, lei è un'insegnante di musica, cosa dice la musica che loro amano in maniera incredibile, basta vedere la partecipazione ai concerti, forse si fa abbastanza nella scuola e nel dopo scuola, che magari dare la possibilità a questi ragazzi di creare, di fare qualcosa anche nell'arte, che la musica è arte, si fa abbastanza o è purtroppo tutto a pagamento? Cosa ci dice, professoressa? Guardi, io le faccio l'esempio proprio di questa mattina. La scuola è chiusa perché di sabato noi non lavoriamo, ma c'è una classe che adesso sta facendo un lavoro in palestra con un'associazione di ragazzi disabili. Quindi ai ragazzi basta dare dello spazio, organizzarli ed essere disponibili e loro ci sono. Si impegnano molto e sono propositivi. La musica io reputo che sia un canale privilegiato, prima di tutto perché non è legata molto spesso alle parole, quindi va oltre i confini nazionali, ecco, o l'impedimento della lingua locale, ed è il canale privilegiato anche per i ragazzi. Quindi loro vivono di musica. Nel mio caso insegno in una scuola illuminata, nel senso che ha sempre creduto molto nell'arte, sia visiva che musicale. Abbiamo attivato appunto da qualche anno anche l'indirizzo musicale. Abbiamo un coro di istituto che è un po' particolare perché è un progetto pilota per il Veneto, perché è un progetto che si ispira ai cori Manos Blancas venezuelani ed è un coro di vera integrazione, perché ci sono al suo interno ragazzi normodotati e ragazzi con diverse disabilità. È quindi uno spazio aperto. Sia per i ragazzi della scuola che per i ragazzi del territorio, e cantiamo ognuno come sa fare, quindi c'è chi canta con la voce e chi canta con le mani, coreografando con la lingua dei segni le parole e i testi delle canzoni che si cantano. Ritornando alla giornata della memoria, la scuola, per esempio, il nostro istituto lavora molto in verticale. Per esempio i bambini della scuola primaria, delle classi delle quarte e delle quinte, preparano dei progetti che poi andranno a presentare ai bambini più piccoli. La stessa cosa succede anche alla scuola media. Questa settimana
delle classi terze sono andate a Venezia a visitare il ghetto e la sinagoga e sono andati alla ricerca delle pietre d'inciampo, ne hanno trovate una quindicina. Le pietre d'inciampo sono delle pietre ricoperte da una piastra d'ottone dove sono incise i riferimenti della persona deportata o uccisa di quella zona, e quindi con il nome, la data di nascita, la data di morte. Le colleghe che sono andate hanno detto che sono stati dei momenti veramente molto intensi, perché poi i ragazzi si sono immedesimati nel ragazzo e nella persona e hanno fatto una rappresentazione, ecco. Molto importante quello che ha detto. Allora adesso io devo correre, devo vedere, visto che parliamo di scuola, cosa ha detto Liliana Segre tra qualche anno, solo qualche riga nei libri di scuola. Andiamo a sentire. Quando uno è così vecchio, come sono vecchia io, e ha visto prima l'orrore e poi è arrivato a sentire addirittura che si nega, questo da tanti anni, quasi immediatamente dopo la fine della guerra. Allora, quando a un certo punto la coscienza ti si sveglia dopo che sei stato ammalato, dopo che sei stato non capito, dopo che sei stato silenzioso, dopo che sei stato nessuno, a un certo punto non sei mai contento, perché quello che vedi intorno a te, a volte per chi ha visto personalmente quell'orrore, non è abbastanza quello che viene fatto. Una come me certo non si accontenta, una come me è pessimista, una come me ritiene che tra qualche anno ci sarà una riga sul libro di storia e che poi non ci sarà più neanche quella. Quindi, partendo da questo pessimismo che in parte è naturale, in parte è su questo argomento in particolare, certamente dopo le soluzioni, le idee, le proposte, le speranze, le iniziative che possono venire da una vecchia come me, a volte sono noiose per gli altri. Io questo lo capisco perfettamente. Vieni qua, Ettore. Allora, come vedi tu Liliana Segre, questa donna che deve vivere con la scorta, che come ha detto adesso qualcuno nega l'olocausto, quello che è successo, cosa vuoi dire? Se va con la scorta, perché? Perché ha paura che succeda qualcosa, no? No. Ma è perché occorre la scorta quando creiamo la legge? Vuol dire che la legge non funziona se va da mettere a scorta a Bragazza. Vuol dire che non funziona niente, no? E non funziona per quello. C'è qualcuno che cerca che le robe vadano male, pare impossibile, ma se così. Se le robe va male, noi anche governiamo, qua roba va male. Andiamo solo quelle elezioni. Non c'è chi lotta assieme perché le robe vengano risolte. No, parliamo nada e lotta insieme perché? Perché se te va via ti va via il tuo posto. Non c'è niente da fare. Professor De Bortoli, come commenta questa intervista e anche le parole che ha detto la professoressa? Che non si sente qui che parla. Dopo ti racconto, perché è un fiassordo, però dopo mi racconto la storia. Prego, professore, come commenta? La Segre è una donna di grande intelligenza, no? Stava semplicemente dicendo che rispetto a quanto accaduto, che è non rappresentabile, qualcuno sostiene anche questo, l'olocausto non è rappresentabile, tutto quello che si fa è chiaramente al di sotto delle aspettative e delle percezioni di chi c'è stato. E questo si chiama, secondo un filosofo di qualche tempo fa, che tutti conoscono, cioè Gramsci, si chiama il pessimismo della ragione, no?
Ma attenzione, Gramsci parlava anche di ottimismo della volontà e io la senatrice l'ho sempre sentita nelle sue numerose interviste animata anche da questa seconda parte, cioè dall'ottimismo della volontà, che si prenda coscienza sempre di più di quanto è avvenuto. D'altro canto, rispetto a quando lei stessa lo dice, quando lei aveva 30-40 anni, ne parlava nessuno. Loro stessi non ne parlavano. Qualche passo in avanti c'è stato negli ultimi decenni, anche indietro se passiamo ai negazionismi, ma anche in avanti. Quindi sotto questo profilo il pensiero di Liliana Segre, secondo me, è perfettamente inquadrabile dentro questa polarità. Pessimismo della ragione, perché? Perché essere pessimisti rende svegli, a proposito di svegli veneti, rende sempre attenti, ma ottimismo, non smarrire mai però l'ottimismo della volontà, cioè di comunque voler fare, come dire, sconfiggere il pessimismo attraverso la volontà, attraverso questa forza propulsiva che ti dice, che ogni mattina ti spinge a dare il tuo contributo affinché le cose migliorino, cambino e diventino più giuste. Come diceva Ettore Bragaggia, se facessimo tutti così ogni giorno, magari qualcosa cambierebbe. A ottenere. Allora adesso andiamo a vedere, vieni avanti, la resistenza nel Trevigiano. Pregherei la regia di alzare un po' il volume così sente anche Ettore Bragaggia cosa ne pensa, poi lo intervistiamo. Andiamo a vedere la resistenza nel Trevigiano, prima parte. La resistenza nel Trevigiano. Due figli morti. Il marito figlio. Due? Due, il marito e il figlio. Il marito. Ho avuto due fratelli morti. Sono i familiari dei partigiani trucidati a Trevignano, in provincia di Treviso. Nel settembre del 1944 l'intera regione viene investita dalla furia nazista. Kesselring, il comandante delle truppe tedesche in Italia, ordina la terra bruciata. Il generale tedesco emana proclami su proclami. Spera di fiaccare il morale dei suoi nemici. Ma i partigiani rispondono con appelli all'unità. Bisogna resistere all'occupante. Bisogna combatterlo ovunque. Le forze alleate premono sulla linea gotica. Kesselring deve assicurarsi il controllo delle vie di una eventuale ritirata. E le vie passano tutte attraverso il Veneto, dove esiste un forte movimento partigiano. Uno schieramento imponente. Un pericolo mortale per i tedeschi. Sulla prealpe trevigiana, a cavallo tra il Bellunese e il Friuli, la divisione Garibaldi d'assalto Nino Nannetti occupa una posizione chiave. Dalle montagne e dalla pianura 5.500 uomini insidiano i rifornimenti, terrorizzano i presidi tedeschi, attaccano le colonne corazzate, sabotano i depositi militari. Fanno saltare ponti e strade ferrate, impegnano aspre e sanguinose battaglie campali. Sono azioni di guerra efficacemente coordinate e dirette. Il comando della divisione è installato sulle montagne di Vittorio Veneto, nella foresta del Cansiglio. All'origine erano 20 uomini. La volontà antifascista ne ha fatto una agguerrita unità combattente. Io, partigiano delle brigate della divisione garibaldina Nino Nannetti,
Giuro di non deporre mai queste armi che volontariamente ho impugnato. Allora, partigiano. I tedeschi avevano paura specialmente qua nel Veneto perché c'era un forte raggruppamento di partigiani. Come commenti? Che è vero che scusi, tanto se non sapevano che noi altri già erano partenatori fermi che non si muovesse, no, ma ora voleva aver libero, che se doveva ritornare i tedeschi in Germania, da essere liberi invece era ostacolato dai partigiani, no, capito? Ha fatto un gran lavoro, Eori, ha fatto un gran lavoro. I partigiani? Lo so, ma non sa niente nessuno. Nessuno. Viveva una marea di ignoranti. E non c'è niente da fare, no? No, ma guarda che professori che ne avevamo, dai! Ma è molto una roba. Guarda, anche l'Istresco avevamo pubblicato tanti libri. Non so, 2 o 3. No, Ernesto Brunetta. Quanti libri ha scritto sulla Resistenza, Ernesto? No, niente, professor De Bortoli, niente, non che sente da sto verso. Allora, professore, so che lei deve lasciarci, come ci saluta? No, volevo solo dire che a proposito del filmato di Taffarel, molto prezioso. Molto bello, molto avete bello, visto? perché proprio è, come dire, subito, pochi anni dopo i fatti, quindi ancora c'è l'accenno ai 10 martiri, che è un caso straordinario che ci consente di fare una considerazione sulle rappresaglie. No? Si dice i tedeschi avevano detto se aiutavi i partigiani, no, rappresaglia. No? Ecco, in realtà lì c'è stato uno scontro a fuoco tra un gruppo partigiano che stava passando, si è fermato in quelle case. Si è fermato in quelle case, sono stati avvertiti da un delatore che erano lì, altrimenti i tedeschi non l'avrebbero mai saputo. C'è stato questo scontro e poi, alla fine dello scontro, i tedeschi prendono 10 contadini locali, i proprietari delle case, e li portano al campo sportivo di Montebelluna e li fucilano. Questa è una rappresaglia, è un atto di pura ferocia, perché le rappresaglie si fanno in maniera completamente diversa, di fronte a... dovevano essere un monito, no? Vedete cosa succede se, bene, vengono fucilati alle 4-5 del mattino praticamente, subito, senza che la popolazione lo sappia, persino il sacerdote arriva trafelato perché l'aveva saputo per caso. Questo avviene a marzo del 45, quindi ormai, diciamo, per i tedeschi era fatta, come si dice, era finita, no, la cosa. Però è significativo perché ci richiama alla partenza di questa puntata, no? La ferocia indiscriminata, l'orrore indiscriminato, la violenza per la violenza che si manifesta quando c'è una guerra, si manifesta in ogni momento e con ogni motivazione. Questo è il punto di fondo, e la conoscenza della storia dovrebbe insegnarci che a questo portano le guerre. D'altronde, signora, diciamo anche questo per essere ottimisti nella volontà, in questo quadrante di terra, cioè l'Occidente europeo, 2 guerre mondiali, 80 milioni di morti, a qualcosa sono serviti, nel senso che negli ultimi 80 anni almeno guerre qui, possiamo stare all'est europeo, almeno qui ma adesso non ce ne sono state. Si stanno riprendendo. Guardi che non c'è mai stato un periodo così lungo nell'Europa occidentale così lungo di pace. Quindi, a parte quello forse settecentesco, ma non c'è mai stato. Quindi vuol dire che la lezione in qualche modo, come dicevo all'inizio, è stata anche un po' presa. È forse altrove che la lezione invece non viene considerata. Grazie al professor Lucio De Bortoli, libero ricercatore Istresco di storia culturale e territorio, di essere stato con noi. Prego. Allora, adesso andiamo a vedere un altro importante video che fa capire l'importanza anche di quello che ha detto. Andiamo a sentire l'intervista a Liliana Segre. È un animale ferito, è un animale selvaggio, perché ero come una lupa affamata e denutrita, che dopo 4 mesi, aiutata in tutti i modi dagli americani, verso i quali io avrò sempre una riconoscenza enorme,
E io sono stata 4 mesi in attesa di rimpatrio con un gruppo di italiani, soldati bravissimi, fratelli, pietosi, meravigliosi, straordinari, soldati che avevano fatto sì e no la terza elementare, e io mangiavo tutto il giorno, piano, lentamente, perché chi ha mangiato tanto gli è scoppiato lo stomaco, ma mangiavo. Mi sono tornate le mestruazioni che non avevo avuto mai più e ho cominciato ad avere coscienza che ero viva, che cosa fare di me, cosa sarebbe successo, chi avrei trovato, cosa avrei fatto. E sono aumentata 10 kg al mese, per cui da 32 per 4 mesi sono tornata a Milano che era una bella cicciona. Tant'è che ho deluso moltissimo i miei parenti, che sarebbero stati... I miei parenti erano persone molto buone, erano i miei zii e i miei nonni materni, i genitori della mia mamma, che sognavano solo di vedermi tornare, per cui è stata, diciamo, sorpresa. Non ho un termine, non mi viene adesso un termine migliore, ma uno stravolgimento delle loro vite, perché mi avevano già pianto morta col resto della famiglia che non è tornata, e solo che si aspettavano lo scheletro mite, lo scheletro desideroso di pace, e invece è arrivata questa ragazzona grande, grossa, molto difficile da trattare, molto selvaggia, molto difficile. Ci sarebbe voluto lo psicologo fisso in casa, non usava quell'anno lì, 1945. Io non sapevo cosa avrei trovato, e quando ho trovato i miei parenti ho letto nel loro abbraccio, perché, ripeto, erano persone buone che mi volevano bene, anch'io volevo bene a loro, ma non ho mai perdonato la delusione che ho letto nei loro occhi. Allora, guardate la sensibilità di questo uomo, Ettore Bragaggia, 98 anni, che mi ha appena consegnato questo libro. E guardate che libro mi ha portato Bragaggia, di una donna, Carmen, una donna della Resistenza. Guardate bene cosa mi ha portato. La sensibilità di questo uomo nel veramente cercare di dare risalto a queste donne, a queste partigiane nella storia che sono morte, che hanno rischiato la loro libertà per salvare gli altri. A parte che ti ringrazio tantissimo solo per la sensibilità che hai avuto e capito quanto è da valorizzare anche la figura femminile così poco ricordata anche nei libri di storia. Cosa dice, professoressa? Non le sembra veramente un messaggio meraviglioso? Professoressa, mi sente? Sì, io la sento, voi mi... Cosa dice di questo libro che ha portato Ettore Bragaggia, che vuole far risaltare l'impegno della figura femminile anche di queste partigiane? Prego. Sì, la figura della donna anche in questo periodo ha avuto un ruolo determinante che spesso non si ricorda, perché non solo facevano le staffette, ma erano un ponte tra l'attivismo e tutta quella società sommersa e tacente che era latente, nel senso che non poteva esprimersi. Ci sono state molte figure veramente eroiche che spesso non ricordiamo, e tra questi ci sono stati anche tanti bambini che insieme alle madri, insieme alle donne hanno avuto un ruolo importante. Noi abbiamo fatto un lavoro proprio sui bambini, sulla figura del bambino e dei bambini incarcerati in un campo di concentramento particolare, che era il campo di Terezin, che fra l'altro fu anche lo scenario di un video di propaganda
del regime nazista, che voleva far vedere come in realtà i prigionieri erano trattati bene, stavano bene, mangiavano, i bambini giocavano. Ecco, è stata veramente una farsa terribile. E noi abbiamo lavorato, come scuola abbiamo lavorato quasi un anno per realizzare una canzone, un videoclip proprio sulla Shoah. E poi faremo vedere un'altra cosa importante. Ettore, vieni vicino alla Mirella. Perché hai portato questo libro e perché hai ricordato così poco la figura femminile proprio delle partigiane? Secondo te perché è successo questo? Pochi le ricordano, pochi nomi conosciamo. Ah sì, ma dipende sempre dalle persone, no? Io questa qua immagina... Carmen, le facciamo vedere. Aspetta che leggo, perché così capisco. Da dove che da abita. Selva del Montello a Buenos Aires, in mezzo la stagione della guerra partigiana che ha lasciato nel corpo di Carmen segni indelebili. Dopo 60 anni di oblio, la ricerca di Federico Maestrello ci restituisce una vicenda drammatica di resistenza al femminile. Cosa vuoi dire? E grazie. Perché il fatto è questo, ci siamo conosciuti, questa è una fotografia che ho fatto io, che è venuta a Treviso perché ha tenuto la cresima una nipote, va bene, e allora è venuto in studio e ho fatto questa fotografia. E il fatto è questo, lo so, che moltissime amiche mie repubblicane, non vero? C'era la professoressa Colletti, c'era la, come si chiama, e diverse altre che hanno fatto la staffetta, che qua sono le fotografie di Treviso. Sì, ma intanto parla tu che dopo io le cerco. Delle donne, che sono le donne e anche gli uomini di Treviso. Ecco qua, si vede poco, ma insomma si vede. Vai, vai. Va bene, che saremo trovati tempo fa, che si sta fatto anche nella sede di Benetton in via Cornarotta, è stata ricordata, non ero la Carmen, è stata ricordata con un teatro, insomma, da attrice che è venuta e sta fatto molto bene, bene. Perché gli uomini si ricordano poco di ricordare anche queste donne, la storia? Perché le ha conosciute, no, hanno conosciute. E immagina che in Argentina, che dopo siamo visto, era in Argentina, io ero in Argentina, suo fratello era in Argentina, suo marito era in Argentina e io ho fatto tutti e tre i partigiani. In Argentina non avevo mai parlato di partigiani. E lavoravo e via del seguito. Adesso che all'Istresco, Maestrello, non so vero, che ha scritto il libro, non se ne ha parlato della Carmen. Carmen è porco giù da Dio. Sono stato insieme con la Carmen in Argentina e ora mi devo dato una parte che ha conosciuto, che io mi pare che non so se abbia messo qua, che mi ringrazia della collaborazione e via del seguito. Ma c'è altri che non vi interessa niente. C'è gente che vive, che non vi interessa niente. E ora, ma che mi ho fatto ancora questo discorso? Ma fuori te che ti sei bagliata, ti hai risposto, Tino. È vero? Grazie, sentite. Guarda, è sempre un piacere avere ospite Bragaggia con questa memoria. Ecco, questa è la memoria. Allora andiamo a vedere invece il video della professoressa Chiara Catapan. E anche di questo.
Intanto devo dire veramente grazie professoressa Catapam per averci fatto vedere soprattutto l'impegno che ci mettete, d'accordo anche Ettore Bragaggia, non si preoccupi, per far capire l'importanza di conoscere la storia, la memoria, storia e memoria che vanno a pari passo. Però io vedo dei bambini e dei ragazzini molto attenti, molto preparati, che sanno anche interpretare quella che è la storia e che è la memoria. Cosa ci dice, professoressa? Sì, sono perfettamente d'accordo. I ragazzi se sanno e se sono coinvolti e se sono preparati anche emozionalmente capiscono e riescono a fare delle cose bellissime, come io reputo questo video che va oltre alla giornata della memoria, perché è un percorso che è durato veramente tanti mesi. Diciamo che nel caso della materia che insegno io, la musica è veramente un ponte, un mezzo speciale per i ragazzi. A me è piaciuto un sacco, mi porterò a casa e vi ringrazio di questo, le parole del professor De Bortoli, cioè il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Ecco, la scuola mi auguro che rappresenti sempre l'ottimismo della volontà e dell'impegno. Che è molto importante. Allora adesso andiamo a vedere cos'è la giornata della memoria. La giornata della memoria è una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto. Perché si celebra il 27 gennaio? Perché in questo giorno, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Il termine Olocausto indica il genocidio portato avanti dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti degli ebrei d'Europa. Vittime dell'Olocausto furono anche gruppi etnici come i Rom e i Sinti, gruppi religiosi come Testimoni di Geova e Pentecostati, omosessuali, malati di mente e portatori di handicap. L'annientamento di 2/3 degli ebrei d'Europa passa attraverso 4 fasi. La definizione di ebreo per decreto, espulsione dalla società tedesca tramite l'appropriazione nazista dei beni e valori economici e la spoliazione dei diritti, concentramento, distruzione. L'ideologia nazista si basava sull'affermazione della presunta superiorità genetica della razza ariana. Hitler riteneva che l'infezione ebraica fosse una delle minacce più gravi alla purezza della razza ariana. Gli ebrei erano quindi considerati un popolo inferiore e dovevano essere eliminati. Il razzismo nei loro confronti, in realtà, nascondeva motivazioni di natura economica. Hitler li considerava responsabili delle continue crisi economiche che affliggevano la Germania. Negli anni 30 il progetto nazista inizia a concretizzarsi con le leggi antisemite, che iniziano a privare gli ebrei dei loro diritti, come la cittadinanza tedesca e la possibilità di partecipare alla vita economica del paese. Nel novembre del 1938 si consuma la Notte dei Cristalli. In Germania, Austria e Cecoslovacchia furono incendiate quasi tutte le sinagoghe, i cimiteri e migliaia di abitazioni private. Molti ebrei vennero spogliati dai loro beni. Il giorno dopo, oltre 20.000 ebrei vennero deportati nei campi di concentramento. Il 1942 è l'anno della soluzione finale. Solo nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau vennero sterminati 1,5 milioni di deportati, tramite fucilazioni e camere a gas. I campi di sterminio erano anche luoghi di tortura, di esperimenti pseudoscientifici su cavi umani, come quelli effettuati dal dottor Joseph Mengele, ossessionato dai gemelli. In Italia il regime fascista aveva emanato nel 1938 le leggi razziali, che tra l'altro escludevano gli ebrei dalle scuole, da molte professioni, dalla vita sociale. Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime.
La deportazione e lo sterminio iniziarono dopo il settembre del 1943, quando in seguito al crollo del regime fascista e all'armistizio, i tedeschi occuparono l'Italia settentrionale. Le autorità della Repubblica Socialista Italiana collaborarono alla deportazione. Uno dei primi episodi fu il rastrellamento del ghetto di Roma, il 16 ottobre 1943, nel corso del quale furono catturate oltre 1000 persone. Il campo di Fossoli, in provincia di Modena, divenne il luogo di transito verso i campi dell'Europa orientale, in cui trovarono la morte circa 8.000 ebrei italiani. In totale, il numero di ebrei sterminati tra il 1933 e il 1945 si aggira intorno ai 6 milioni. 4 milioni furono i polacchi, ucraini e bielorussi. 3 milioni i prigionieri di guerra sovietici, 1,5 milioni i politici dissidenti. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Allora, professoressa Catapan, sono immagini e parole talmente struggenti, talmente veramente delle pietre, dei macigni terribili che tutti purtroppo ci portiamo, perché come diceva il professor De Bortoli, di tutti è la colpa, un pochino di tutti, ecco, ma che continuiamo ancora a mettere la polvere sotto il tappeto. Sì, il giorno della memoria, ma dopo. Ecco, ricordare questi bambini, queste bambine, questi ragazzi, mamme, papà, nonni, famiglie intere distrutte per un sì o per un no. È possibile morire per un sì o per un no, eppure succede, anche senza sì e senza no, perché ti vengono a prendere, non c'entri niente, non hai fatto niente e ti uccidono, come è successo anche il 7 di ottobre. Prego professoressa, come commenta e come ci lascia? Sì, commento che è stato terribile ed è terribile anche solo il ripensarci. Nel campo di Terezin, che era chiamato appunto il campo dei bambini, sono stati ritrovati più di 4.000 disegni fatti dai bambini e più di 60 tra pensieri e poesie lasciate dai bambini. Ecco, questo è stato un momento molto toccante e di grande riflessione leggere nelle classi, per esempio, gli scritti lasciati da questi bambini, vedere i colori, analizzare i disegni, i colori scelti perché quelli avevano... È una memoria che dobbiamo conservare viva e i ragazzi sono molto toccati da questi racconti, da queste testimonianze. Ecco, la scuola ha un compito importante che è quello di far ricordare i fatti passati, ma allo stesso tempo essere uno strumento e un luogo dove si dice no alla violenza,
no alla violenza sia di fatti ma anche verbale, quindi educare al rispetto nelle parole e nei gesti. Nel dialogo con le diverse realtà. A scuola ne abbiamo tantissime, mai come ora abbiamo delle etnie, ogni classe è formata da etnie veramente molto diverse, molto disparate, e quindi il rispetto educa alla tolleranza, al capire che la diversità è una ricchezza per tutti e non è invece un ostacolo da combattere. Si potrebbe pensare, professoressa, poi la lascio, a un dopo scuola della memoria, perché questo a mio avviso dobbiamo fare, ecco, intrigarli, portarli sui posti dove veramente sono accadute queste cose. Ne abbiamo anche di vicini, sto parlando anche a Treviso, a Monigo, molti trevigiani non sapevano neppure che c'era questo campo di concentramento, eppure la storia e la memoria dovrebbe insegnare anche questo. Cosa dice? Poi ci salutiamo. Sì, assolutamente. Nel nostro territorio poi è veramente ricco di testimonianze e di luoghi importanti. Certo, ripeto, io sono contenta perché comunque la scuola, al di là della giornata della memoria, che è un giorno, come si diceva prima, educa al ricordo. Ecco, questo mi sento di dirlo. I laboratori pomeridiani, ben venga. Come si diceva prima, ci devono essere date la possibilità di attivare questi percorsi. Noi nel nostro piccolo e nelle nostre possibilità già lo facciamo, insomma, cerchiamo di essere propositivi. Perché ho forato grazie a voi per l'invito. Grazie alla professoressa Chiara Catapà, insegnante di musica all'Istituto Comprensivo di Vedelago. Grazie professoressa per aver portato queste testimonianze molto importanti, soprattutto far capire quanto è importante il rispetto, l'educazione e la conoscenza della memoria. Grazie, pubblicità. Allora, siamo ritornati in studio, abbiamo in presenza Alberto Irone, segretario generale Filcamps CGIL Treviso, grazie Irone di essere qui, e siamo collegati anche da Venezia col professor Mario Coglitore, già docente a contratto relazioni internazionali e storia contemporanea all'Università di Venezia. Grazie professore anche a lei di essere qui in un giorno molto particolare e importante. Ha visto, professore, che personaggio abbiamo? 98 anni, partigiano, che condanna la scuola perché non insegna abbastanza la storia e la memoria, è arrabbiato perché nessuno fa niente, dice, o molto poco. Cosa dice, professor Coglitore? È d'accordo? Allora intanto grazie per l'invito a lei e a Rete Nord. Certo che sono d'accordo, intanto fa piacere che sia ancora qui fra di noi, voglio dire, sono sempre testimonianze molto utili. È vero che la storia andrebbe insegnata forse diversamente e comunque molto di più. Però, professor Coglitore, io ho sempre diversi professori dicono che non è vero, che la scuola insegna, però io ho anche risposto che non devo essere fortunata a frequentare quella scuola o avere quei docenti o dirigenti sensibili. Io devo avere una scuola che quello che veramente deve insegnare. Ecco, io devo avere quello che ho il diritto di sapere, che è la storia. Come mai si fa poco secondo lei, professore? No, guardi, non è che si fa poco, ho molti amici e amiche che sono insegnanti ed tanto dipende dall'insegnante. In generale, adesso lei mi parla della scuola secondaria, quindi stiamo parlando della scuola superiore, io mi riferivo all'università, anche lì la storia contemporanea, insomma sì, bene, spessissimo bene, altre volte meno secondo me, però questo è un parere da ex docente, quindi da esterno. Per quanto riguarda la scuola, no, io credo che molti facciano uno sforzo per insegnare correttamente o per ricordare correttamente, dopodiché lei capisce che molto spesso si cade nella sfera delle opinioni, quindi è molto difficile insegnare bene la storia, specie la storia contemporanea. Però, professor Coglitore, io ho avuto sia dei studenti, dei ragazzi anche universitari e non,
e ho avuto anche dei docenti e molti ragazzi dicevano: io non la so la storia, però il professore, il docente che avevo in presenza rispondeva: ma se sei intrigato puoi conoscere, puoi andare a capire, a curiosare. Se sei curioso, i libri rispondono, ci sono. Ecco, forse non ti interessa abbastanza allora per capire. E questi ragazzi sono stati zitti, perché in effetti se vuoi conoscere c'è la possibilità di conoscere anche dopo la scuola. Prego, professore. Sì, certo, il problema è quello di far conoscere, quindi intanto in famiglia forse sarebbe meglio attrezzarsi diversamente. Ma adesso vede, per non cadere sempre nei soliti luoghi comuni, per cui o è colpa della scuola o è colpa della famiglia, diciamo che anche a livello mass mediatico lei lo sta facendo. Per esempio è utile ricordare continuamente quanto sia importante leggere qualcosa anche di storia, incuriosirsi perlomeno. Incuriosirsi. Allora, Irone, cosa ci racconta? Lei è un sindacato molto presente, molto importante, avete dei numeri veramente importanti, la storia è storia, la memoria è la memoria. Oggi per voi che giornata è? Beh, oggi per noi è una giornata importante, importantissima, la giornata della memoria, che è una ricorrenza che non solo va celebrata, ma che è fondamentale ricordare ogni anno e cercare di attualizzare, perché quello che è successo, questi tempi bui in Europa e nel mondo, ci ricorda, questa giornata ci ricorda che quello che è successo può ripetersi, e quindi è fondamentale dal nostro punto di vista non solo cadere e celebrare la memoria, ma anche cercare di attualizzarla, perché nel futuro non ci siano più episodi di questo tipo e perché le discriminazioni, l'odio razziale e tutto ciò che poi è sfociato nei conflitti e nella segregazione nel futuro siano, diciamo, siano cose ed elementi che non ci siano più nella nostra società. Però, Irone, mi sembra che non abbiamo così dei bei esempi, non solo nel mondo della scuola, dove appunto anche il professor Coglitore diceva non sempre arrivano ragazzi preparati, ma anche nel mondo del lavoro. Noi abbiamo aperto anche il 2024, purtroppo ancora con morti nel lavoro, e non è possibile andare al lavoro e morire, e non è possibile neanche lavorare in determinate maniere, perché non è che se guardiamo in certi settori sia cambiato molto da immagini che arrivano di tanti anni fa. Purtroppo abbiamo ancora questo lavoro sottopagato, specialmente nella figura femminile, abbiamo questo precariato che ancora non si combatte. Abbiamo questi giovani che cercano di avere rispetto anche dopo aver fatto uno studio molto importante, aver conseguito delle lauree importanti, ma perché la storia non ha insegnato il rispetto anche del lavoro? Ecco, noi vediamo delle volte, io lo vedo perché ho il coraggio di dirlo, operai di grosse aziende che mangiano ancora col caldo fuori, su gradini, su muretti, ma è questo un modo di lavorare, di rispettare la persona che lavora, l'operaio, che io dico come tante volte che sembra che sia l'ultimo della classe ed è quello che tiene la barra dritta dell'azienda, quello che fa lavorare veramente l'azienda. Non dovrebbe essere pagato il CEO, dovrebbe essere pagato l'operaio, perché il CEO non esisterebbe se l'operaio non lavorasse bene e desse il massimo del massimo. Perché si è stata così svilita questa parola? Perché anche questa è memoria. Questo operaio, tu farghi questo, è un operaio, perché questo era il detto che si diceva. Aga sposare un operaio come avesse sposato l'ultima ruota del carro, e non è assolutamente così. Prego, Irone. Ma diciamo che il mondo del lavoro negli ultimi anni è sempre stato svalutato, perché c'è stata l'idea per la quale i lavoratori potevano non essere più necessari nella società digitale, nella società del futuro. E quest'idea, dal nostro punto di vista e dal mio punto di vista, ha prodotto tantissimi danni, perché invece i lavoratori sono essenziali, e lo sono essenziali in ogni economia, nell'economia presente, come lo sono stati nell'economia passata, e saranno essenziali anche nel futuro. Quest'idea che il mondo possa in qualche modo essere vissuto senza il lavoro e senza i lavoratori è un'idea che ha affascinato e attraversato tantissime forze politiche. In tanti pensavano che il lavoro potesse in qualche modo finire e che ci potesse essere
uno spazio ridotto per la partecipazione alla vita politica e alla vita sociale dei lavoratori. Ecco, noi crediamo che non sia così. Gli operai ci sono ancora nelle fabbriche, ci sono ancora nelle nostre città, ci sono ancora tra i nostri vicini di casa, ci sono ancora nella nostra società. Cioè chi vive del lavoro nella propria vita è ancora molto presente, e noi ripensiamo che i lavoratori debbano essere sempre più tutelati e che bisogna combattere un mondo in cui invece la distribuzione della ricchezza, al posto che essere mediata dal lavoro, sia mediata dalla rendita. Perché inevitabilmente il rischio è quello di avere una società più povera, una società in cui le disuguaglianze sono molto accresciute, in cui anche chi lavora non riesce ad arrivare a fine mese e a vivere una vita dignitosa, e questo è un problema molto sentito in questi mesi e in questi anni in cui tanti contratti collettivi nazionali non sono stati rinnovati e in cui l'inflazione è cresciuta a doppia cifra, e ci rendiamo conto tutti ogni giorno che fare la spesa costa sempre di più. Quindi quello che noi pensiamo e quello che noi diciamo, ed è anche quello che professiamo ogni giorno con la contrattazione sui posti di lavoro, attraverso le iniziative che come sindacato, anche insieme ad altre organizzazioni sindacali, organizziamo, è che serva una società che tuteli il lavoro, tuteli i lavoratori e che sia sempre più in grado di essere una società plurale, una società ricca e una società in cui tutti, anche i lavoratori, riescano a essere inclusi. Altrimenti il rischio sul lungo periodo sarà invece quello di produrre sacche di esclusione, sacche di disuguaglianza, sacche di impoverimento che necessariamente attraverseranno nuovi conflitti, necessariamente produrranno esclusione tra etnie o tra pezzi di società che si punteranno il dito l'una contro l'altra. E questo rischio è molto evidente, e a queste situazioni purtroppo corrisponde di solito un imbarbarimento anche nelle relazioni sociali, anche nella cultura, che poi può portare, per esempio, ed è quello che vediamo, esatto, mi sembra, ed è quello Irone, che vediamo, quello che può portare poi a episodi come quelli a cui assistiamo, il ritorno per esempio di parole d'ordine neofasciste all'interno del nostro paese, o a un aumento delle pressioni razziali, dell'odio e delle segregazioni. Sentiamo come commenta il professor Coglitore le parole del segretario Irone. Prego, Coglitore. Io sono completamente d'accordo. Il tema è rendita contro lavoro, su questo non ci piove. Devo dire delle cose ovvie naturalmente, e cioè il problema è il profitto, no? Quindi è il sistema di produzione. Non dico capitalismo, perché siccome anche qui sembra poi di doversi connotare immediatamente ideologicamente usando la parola, ci giro intorno, ma è questo fondamentalmente, è la logica del profitto che sacrifica ampie fasce della popolazione, più di quanto non immaginiamo. Poi il tema dell'esistenza dell'operaio, o comunque di chi lavora in condizioni precarie, non necessariamente in fabbrica, voglio dire, si può anche essere sfruttati all'interno di una qualsiasi altro tipo di azienda che si occupa di informatica, non lo so, voglio dire, chi più ne ha più ne metta, è un'altra questione parecchio interessante, sulla quale dovremmo appunto misurarci. Dopodiché, professore, secondo lei culturalmente siamo preparati a un'evoluzione anche di questa figura fondamentale che è l'operaio, che è anche il datore di lavoro, che deve avere una visione molto più ampia, deve essere un illuminato, perché la tecnologia ci ha portato, come diceva il segretario generale Irone, a dei livelli altissimi, ma poi c'è sempre questa figura dietro queste macchine infernali, dico io. Parliamo di intelligenza artificiale, ma ci devono ancora spiegare anche il pericolo dell'intelligenza artificiale se non è ben costruita e ben seguita. Ecco, secondo lei, anche qua culturalmente dobbiamo far crescere anche questa comunità che è troppo chiusa, tende a mettere la polvere sotto il tappeto, non vedere anche l'ovvio che si dovrebbe vedere, questo giovane che si chiude sempre in se stesso, sempre di più, perché non è ascoltato, eppure ha le idee chiare su quello che vorrebbe. Prego, professore. Mi fa adesso domande veramente molto impegnative. Culturalmente, adesso le dico chiaramente che cosa penso. Culturalmente siamo molto arretrati, a livello europeo sicuramente, e a livello italiano anche peggio forse. Questa è la mia modestissima opinione. Poi per quanto riguarda i giovani vanno, certo bisogna parlarci e in qualche modo, non dico indirizzarli, ma aiutarli a crescere.
lo so perché ho una figlia di 24 anni e ci provo continuamente, insomma, quindi che poi sia un programma culturale in senso ampio, su questo siamo completamente d'accordo. Mancano alcuni riferimenti chiari a livello di imprenditori, voglio dire, come posso dire, di Adriano Olivetti ne vedo pochi in giro adesso. Ma anche questo fa parte di una dinamica culturale che ovviamente, dovendo badare più alla rendita e al profitto e non al resto, ovviamente si direziona verso degli esiti che sono abbastanza scontati, insomma, e che sono quelli dello sfruttamento sostanzialmente, per come la vedo io. Sto molto semplificando, ma penso che sia utile. No, ma è molto chiaro, professore, la ringrazio, perché bisogna anche iniziare a parlare anche di questo, perché la memoria è anche questa, la memoria è anche sfruttamento. L'abbiamo visto nel passato, ma lo vediamo anche nel presente, Irone. Ecco, questo ragazzo che è costretto a emigrare, andare all'estero nonostante una buona laurea, perché abbiamo veramente delle università che tutti ci invidiano, tanto è vero che questi ricercatori o questi geni che vanno all'estero ce li tengono, li pagano anche molto bene, per quello non tornano più, perché se li tengono stretti, perché hanno capito l'importanza della persona. Perché in Italia non si fa, Irone? Eppure voi ce la mettete tutta per far capire l'importanza della persona, del lavoratore maschile o femminile, ma della persona. Ma perché in Italia negli ultimi 30 anni c'è stato un impoverimento trasversale, sia economico, ma soprattutto si è deciso di non investire in alcuni settori che per noi sono fondamentali e sono quelli attorno ai quali si sta producendo la ricchezza, per esempio l'innovazione, per esempio la ricerca, per esempio il sistema della scuola e dell'università, che sono stati drammaticamente impoveriti e ovviamente nel momento in cui vengono in qualche modo ridotti i capitoli di spesa o tagliati i fondi, poi chi inevitabilmente la subisce sono prima di tutto i lavoratori e le figure più povere e precarie, cioè chi si trova in condizioni di fare ricerca. Quindi c'è una situazione che noi contrastiamo e sul quale chiediamo a molti governi e da tempo di intervenire, che vede invece la necessità di investire in innovazione, di investire in ricerca, di investire in tutto ciò che in qualche modo possa permettere alle aziende e inevitabilmente a tutto il sistema economico italiano di fare degli scatti in avanti in termini di produzione, in termini di produttività, senza invece competere su ciò su cui si sta competendo in questo momento, cioè il costo del lavoro, e che inevitabilmente non ci può mettere in competizione con altri paesi, perché tagliare sul costo del lavoro significa ridurre i diritti, significa tagliare gli stipendi, significa non retribuire dignitosamente il lavoro. Quindi noi abbiamo necessariamente bisogno di politiche pubbliche che siano all'altezza di questo, di investimenti che vadano a incentivare la scuola, l'università, la ricerca, e abbiamo bisogno soprattutto di costruire posti di lavoro che siano in qualche modo dignitosi e che consentano alle persone di non alienarsi, sia da un punto di vista psicologico, perché vediamo tantissimi lavoratori dipendenti che in questi mesi, dopo la pandemia, si trovano in una situazione complicata e difficile proprio di propria tenuta sul posto di lavoro, sia dal punto di vista salariale, perché in questo momento nel Paese c'è un'emergenza che riguarda i salari e che necessariamente deve avere delle risposte da parte della politica, da parte delle istituzioni, ma prima di tutto da parte delle imprese, perché pensare di competere pagando meno i lavoratori è un'idea sbagliata e che stiamo combattendo ogni giorno. Ettore, cos'è per te il sindacato oggi? Tu che hai vissuto il sindacato di Lama, Berlinguer, come lo vedi il sindacato e cos'era da una volta adesso il sindacato? Il sindacato bisogna che sta con i lavoratori che sono iscritti, non può criticare i lavoratori, deve sempre difendere i lavoratori e invece a volte bisogna che riprendere il lavoratore perché non lavora. Difatti Mazzini ha scritto i doveri dell'uomo, non ha scritto i diritti, i doveri. Nei doveri si dà anche i diritti, è scritto, hai capito? Diritti e doveri. Il sindacato deve sempre difendere il lavoratore. Ma come lo vedi tu adesso il sindacato? Niente, il sindacato deve educare i lavoratori. Hai capito? E devono rispettare. Ecco. Per esempio i servizi pubblici, che sono i treni, gli autobus, gli aerei, che sono servizi pubblici, non devono far sciopero. Perché intanto hanno una forza contrattuale
che è esagerata, perché se io non posso prendere l'auto devo rimanere a casa e allora devono mettersi d'accordo con il lavoratore dell'autobus o via di seguito e niente, hanno una forza contrattuale che è troppo forte, troppo alta. Non dovrebbero far sciopero chi che è il servizio pubblico. Allora professore, diritti e doveri, dice Bragaggi, il sindacato dovrebbe occuparsi anche di questo, diritti ma anche doveri. Lei come commenta, professore? Guardi, commento che il sindacato sta facendo anche troppo rispetto ai margini di manovra che vengono consentiti. Lo sciopero serve a questo, voglio dire, se capisco che io vivo sui mezzi pubblici anch'io, quindi è chiaro, specialmente da Venezia, centro storico dove abito, è chiaro che se mi blocchi il ponte qualche problema ce l'ho. La questione è di condividere anche poi le battaglie che vengono fatte, capisce? Se la comunità fosse un po' più sensibile, forse le cose andrebbero diversamente. Lo sciopero è un diritto e non lo puoi, e meno male che è stato conquistato in altri anni con battaglie direi molto importanti. È memorabile il termine giusto. E quindi si procede in questo, c'è tutta la fase di contrattazione, prima non è mica che i sindacati non lo sappiano. Poi adesso naturalmente dipende da sindacato a sindacato, qui si potrebbe fare un discorso molto lungo, ma insomma visto che in questo momento abbiamo la CGIL fondamentalmente in studio, direi che loro stanno facendo bene. Ecco, anche perché è un sindacato che dovrebbe essere unito, specialmente quando si portano avanti dei temi importanti, segretario. Invece noi vediamo che delle volte la CGIL e la UIL, ma la CISL si defila in un momento invece che dovrebbe essere proprio l'unione del sindacato, perché i temi sono fondamentali, è il messaggio che poi arriva. Cosa dice il segretario? Anche voi fate fatica a fare squadra, ne avete fatta di strada, perché ricordiamolo, però ultimamente vediamo delle cose che forse dovrebbero andare in un verso, perché state cercando di portare proprio in alto la figura del lavoratore e della lavoratrice, ecco, il rispetto del lavoro di queste figure. Prego. Ma tra le grandi organizzazioni sindacali c'è sempre stato un dibattito dialettico rispetto a come porsi nei confronti dei governi che di volta in volta insomma occupano il posto dell'esecutivo, e rispetto alle mobilitazioni, alle piattaforme, a ciò che pensiamo che si debba fare. Sicuramente invece mi preme sottolineare che in tante vertenze di categoria, che è quelle su cui siamo poi quotidianamente impegnati ogni giorno per chiedere il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, c'è un'unione molto forte tra le federazioni che si occupano dei rinnovi dei contratti trasversalmente CGIL, CISL e UIL. Penso per esempio allo sciopero del 22 dicembre del 2023 dei lavoratori del terziario del turismo, uno sciopero molto importante che ha visto 3 grandi piazze in tutta Italia, a Milano, Roma e Napoli, e centinaia di migliaia di lavoratori in sciopero, una piattaforma e una manifestazione, un percorso estremamente condiviso da parte di CGIL, CISL e UIL. Quindi è giusto sottolineare che ci siano differenze dialettiche nell'approccio e nella contrattazione, nel dialogo con l'esecutivo. Noi su questo esecutivo abbiamo idee molto chiare e abbiamo già fatto 2 scioperi generali, uno nel 2022 e uno nel 2023. Però poi nelle vertenze di categoria il sindacato confederale è molto unitario, porta avanti battaglie comuni e che speriamo che possano restituire ai lavoratori ricchezza e dignità. Allora andiamo a vedere, visto che oggi è il giorno della memoria, la seconda parte, la resistenza nel Trevigiano. Andiamo a vedere. Con la Nannetti ci sono anche molti sacerdoti. Don Brescacin viene fucilato dai nazisti a Cappella Maggiore di Vittorio Veneto il 14 febbraio del 45. Notissimo è Don Faè di Montaner di Vittorio Veneto. Lo chiamano affettuosamente Don Galera per il suo acceso antifascismo. Va in montagna a dire messa per i partigiani. Sua sorella muore a Mauthausen. Lui è condannato a morte, poi graziato e confinato. Allontanato dalla sua diocesi, gli viene proibito di celebrare messa. Alla Liberazione, con questo documento, il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Giuseppe Zaffonato, si schiera pubblicamente con la Resistenza. Oggi le foto hanno la sbiadita lontananza del ricordo, il gusto provocante e un po' strano di un'epoca remota. Ma la baldanza è il frutto inebriante di una ritrovata libertà. La lotta armata,
la sensazione mai prima provata di sentirsi cittadini e non sudditi, scava nell'individuo una nuova personalità. La vita nomade della montagna crea tipi e personaggi, martiri e uomini coscienti. Questi sono i Sap, un pugno di uomini al comando dell'astutissimo Barba. Hanno sfidato la morte ogni giorno per salvare le grandi centrali elettriche di Vittorio Veneto. Fu così, e non lo sapesti. S'erano spenti gli spari. Roche esalarono anche le trombe dell'ira. L'ultimo fu Bambin, crocifisso da un colpo, sul crinale, murato sulle scale del cielo. La conquista della libertà si paga duramente. Della divisione Nannetti, la brigata Mazzini è quella più duramente provata. Amedeo, Danton, Cirillo, Toni Adami non sono che alcuni dei caduti. Toni Adami lo hanno ucciso qui, a pochi passi da casa. Scendeva dalla montagna. Lo hanno messo contro un covone di fieno e gli hanno scaricato addosso il mitra. Da allora la casa non è molto cambiata. Vi abita suo fratello con la famiglia. Conduce la vita semplice che Toni avrebbe voluto anche per sé. Monte Tomba, Monte Grappa. Sulla sinistra del Piave c'è il cimitero di Segusino. Qui è sepolto Amedeo. È il fondatore della brigata Mazzini. Il suo nome è leggendario in queste valli. È stato fucilato dai nazisti. A Segusino, nella vecchia casa, vive ancora il fratello. Per lui il ricordo di Amedeo è vivo come una presenza reale. È un contadino di poche parole. Non lamenta la sua morte. Sa che Amedeo, come lui, non esiterebbe a ripercorrere la stessa strada. Le perdite complessive della Nannetti sono di 424 morti, 138 feriti. Fucilati, impiccati, impiccato. Allora, professore Coglitore, come commenta queste immagini? Un giorno importante, ma bisogna anche conoscere, avere memoria della storia. Prego, professore. Guardi, la faccenda è proprio questa. Stavo pensando, anche prima che mi collegassi, ero già in linea e quindi ho visto un po' di filmati che avete trasmesso. Tutta la memoria di cui stiamo parlando oggi, in questa giornata in particolare, è legata anche a una cultura che l'ha preceduta. Anche il fascismo dal punto di vista razziale, per esempio, il nazismo non ne parliamo, è il punto d'arrivo di una logica che aveva dispiegato i suoi effetti molti decenni prima in Europa e non soltanto. Insomma, io per esempio mi sono occupato di questa territorializzazione specifica, cioè del campo europeo. Ecco, sì, sarebbe il caso di ricordare meglio alcune cose, collegare meglio alcuni fatti, così si capisce il passato più lontano ancora, e soprattutto possibilmente il presente. Quindi continuare a mandare contributi di questo genere è utilissimo. Anche l'immagine è diverso ascoltare che guardare, quindi anche le immagini hanno un loro senso. Siccome repertori da questo punto di vista ne abbiamo moltissimi, infatti voi ne state mostrando più di uno, anche questo è un modo per ricordare forse più rapidamente e soprattutto per trattenere meglio alcune questioni, alcuni concetti, alcune idee. Ecco, quindi utilissimo il contributo di immagini. Senta, professore, prima avevo un altro professore dell'Istresco, Lucio De Bortoli, che appunto si parlava di scuola e diceva che molti docenti stanno insegnando la storia partendo dal presente per arrivare al passato, non più dal passato per arrivare al presente. Lei cosa ne pensa? E mi sembra una buona idea. Perché la riattualizzazione è sempre utile. Il problema è poi di andare a trovare correttamente una linea cronologica o anche culturale, se vuole, di intenti che ci riporti correttamente alla rivisitazione
del passato, e questo non è per niente semplice, intanto perché bisogna studiarci sopra molto e poi bisogna anche saper comunicare molto bene, e non sempre questo funziona. Segretario Irone, lei è un giovane segretario, ecco, questo giorno della memoria, queste immagini, questi lavoratori, queste persone, ecco, come li interpreta, come li sta vivendo, come le sta vivendo il sindacato nel far capire anche l'importanza, come dice il professor Coglitore, delle immagini, perché le immagini rimangono, questi video, questi lavori incredibili, che i lavori forzati li chiamavano, che ancora adesso ci sono, qualcuno forse non li fa notare, ma ve lo posso assicurare che ce ne sono ancora, pagati pochissimo, però la storia forse ha insegnato poco, ecco, culturalmente qualcuno non c'è ancora arrivato, il rispetto dell'uomo prima e poi il rispetto del lavoro, ma soprattutto della persona. Prego, segretario. Sì, come dicevo prima, il rischio è che nel futuro i lavoratori non vengano più considerati, e in qualche modo sì. La mediazione della ricchezza, cioè tra la produzione e la redistribuzione della ricchezza, non la faccia più il lavoro e non la eserciti più il lavoro, ma diventi magari appannaggio della rendita o di altri tipi di mediazioni. Questo noi pensiamo che non sia possibile, perché se il lavoratore non può percepire uno stipendio dignitoso per la ricchezza che produce, il rischio è quello di un impoverimento generale, in cui gli stati o comunque la società farà sempre più fatica a in qualche modo provvedere a chi rischia di rimanere ai margini, e in questo modo la povertà, al posto che diminuire, aumenterà notevolmente. È un rischio che vediamo già in atto in tanti lavori, soprattutto nel terziario, lavori che molto spesso sono sottopagati, in cui non c'è questo tipo di cultura né dell'impresa né da parte del lavoratore nel riuscire a rivendicare i propri diritti o in qualche modo a garantirli. Quindi è assolutamente fondamentale contrastare queste zone grigie, assolutamente fondamentale mettere il lavoro e la tutela dei lavoratori al centro delle agende politiche. È fondamentale costruire città che siano a misura di lavoratori, in cui i servizi pubblici siano ben presenti, come diceva in cui sia possibile in qualche modo avere accesso al welfare e a una programmazione pubblica che consenta a tutti di vivere la vita sociale e anche di partecipare alla vita pubblica, perché mi chiedo in questo momento, per esempio, quante forze politiche hanno la vanteria di poter avere al proprio interno espressioni di lavoratori, dipendenti, di operai, di chi in qualche modo svolge professioni che in questo momento non sono assolutamente salvaguardate. E l'ultimo aspetto, mi consenta, è anche quello di permettere ai lavoratori di poter accedere alla pensione in maniera dignitosa e in maniera coerente rispetto agli anni di lavoro che hanno prestato, perché negli ultimi anni la coperta del welfare si è progressivamente ridotta, e sicuramente la riduzione del welfare, la riduzione dei servizi pubblici, l'aumento della disuguaglianza e delle povertà porta poi a esclusione, porta poi a gruppi sociali che si imputano l'uno verso l'altro magari una responsabilità o si sentono in competizione per il welfare, e quindi all'aumento di odio razziale, di segregazioni, perché poi diventa molto facile imputare la colpa all'uno o all'altro a seconda delle proprie caratteristiche magari fisiche, e non invece fare un'analisi complessiva rispetto alle storture della nostra società e rispetto a dove si interviene. Quindi se noi vogliamo evitare in futuro episodi di questo tipo, dobbiamo riuscire a salvaguardare il welfare state europeo, dobbiamo riuscire a costruire una società che sia più ricca, che sia più pubblica, che sia più capace di garantire i diritti a tutti, salari dignitosi, e questo lo possiamo fare solo a partire da una giusta tutela del lavoro e dei lavoratori. Vede, segretario, io purtroppo parlo perché ci sono dentro, avendo un banco alimentare, e le posso assicurare che mai mi sarei aspettata, sono 14 anni che ho questo banco all'interno della provincia di Treviso, l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico, dove ho tantissime persone dai 40 ai 55 che non riesco a collocare. Hanno famiglia, perché? Perché facevano i magazzinieri. Io ho tutti magazzinieri. E quando cercano lavoro, la prima cosa che chiedono: cosa sai fare? Il magazziniere non ci serve. Queste figure qua, con famiglia, con problemi anche di salute,
Se non ci fossero i banchi solidali che cercano di mettere le toppe dove la politica, le pezze proprio dove la politica non arriva, che fine farebbero? E qual è il loro futuro se non cambiano le cose? Perché stanno perdendo la casa? Perché sbagliano che i genitori dovrebbero mandare i figli a imparare un mestiere. Cioè, mio figlio ha fatto le scuole... No, sono in chiusura, bisogna che chiuda, ma ti invito ancora. Imparare un mestiere, ma tu dammi il gioco che io imparo, il problema è che non lo danno. Le professionali ci sono. Ah, ecco. E vanno a prendere a fare le scuole professionali, che mio figlio l'ho scritto anch'io. E ora una si è lavata la bocca e la scuola dei zucconi. E allora io per televisione ho detto, mio figlio ha fatto le professionali, la scuola dei zucconi. Basta perché non ho più tempo, saluto tantissimo il professor Mario Cogliatore, docente di relazioni internazionali e storia contemporanea. Grazie professore di essere stato con noi, grazie anche al segretario generale FILCAM CGIL Treviso Alberto Irone. Grazie di essere stati con noi, non potevo non lasciare con questa canzone struggente che i bambini cantavano prima di andare nei forni crematori e non tornare più. Grazie, grazie, è il giorno della memoria, ma dobbiamo ricordarlo tutti i giorni e fare anche noi la nostra parte. Grazie e buona domenica, se si può dire.